Amici bellini, vediamo un po' come va, perché non ricordo più come si fanno le live, non ne ho più idea, non so niente, però so che avete lasciato un sacco di live preventivi e siete troppo bellini. Qualcuno diceva lagga, ma siete sicuri che laggava? Oppure sono gli effetti che ho scelto, quelle cose un po' per mettere degli easter eggs dentro? Fatemi sapere che non lagga adesso, che è importante, e poi dopo arriveranno i nostri due ospiti e quindi dobbiamo essere sicuri che tutto sia a posto. Quello che mi interessa più di tutto è l'audio, perché magari seppure lagga un pochino il video non fa niente, l'importante è che sentiate, non lagga, benissimo. Benissimissimo. Allora, io ringrazio tutti, ringrazio anche quelli, voi che guarderete la live dopo, se la state guardando in differita, siete comunque i miei eroi e potete comunque lasciare un like postumo dopo i like preventivi che sono arrivati, e perché questa è una di quelle trasmissioni che resta e te la puoi guardare dopo come fosse una trasmissione in TV, eccetera eccetera, e va benissimo. Nel frattempo però noi facciamo le nostre cose di interazione, si sente bene, molto bene, c'è proprio il signor Nicola Lombardo qui con noi nella live, io sono onoratissimo, audio in sync perfetto, audio e video tutto a posto, ragazzi siete fantastici, grazie mille. Quanto sei bello Baccari, figuriamoci, ringrazio tutti i moderatori che sempre mi danno una grandissima mano. Vedete, c'è pure, è incredibile, che onore nella prima live con il nuovo nome, ma già ricordato che Azzurro Fluido là già spostare un po' a sinistra, questo poi vediamo. Prima live con il nuovo nome Azzurro Fluido, ho intravisto anche il mitico Gio TV, che ci siamo sentiti insomma così ultimamente, e anche non ultimo miticissimo Marat. Come stai amico mio, che bellezza vederti. C'è Valentina, c'è Manuel, c'è Giancarlo, c'è Giuliano Iannone, c'è Keynes, c'è Walter, siamo già a 200, che roba fantastica. Gli effetti pesanti, può essere un po' esagerato con il video sigla, tra l'altro devo anche fare la nuova video sigla, poi me lo rivedo, è tutto un work in progress ragazzi, è tutto un macello. Pierpaolo Losco, YouTube, ti voglio un sacco di... sì, hai ragione amico mio, è proprio così. È stata è ancora un'estate caldissima, per fortuna tanto lavoro, e poi c'è pure, insomma, mi sto pure organizzato perché pare che ad agosto il fluido si faccia un giretto in Italia, e quindi voi dovete seguirmi anche su Instagram, perché lì saprete tutte le cose e dobbiamo capire che tipo di video possiamo fare dall'Italia, perché sarà veramente complicato. Angioletta, buonasera, tutto bene? Martedì veramente pazzesco, Salvatore. Buonasera Mariano, buonasera Virgilio, Giuseppe D'Alessandro. Grazie a tutti ragazzi, mi siete mancati tantissimo. Festa al lavoro, Francesco Grande, Steschi, Biagio, Giovanni, mi snellisce. È bene questa cosa qua, è importante. Questa è un'altra cosa che io dovevo fare la dieta prima qua, perché mo che venga a Napoli sarà la fine assoluta.
azzurro è il colore del mio cuore. Grazie mille Nick, e ringrazio Lozano. Valentino Siano si è abbonato a Caffè Napoli. Devo aggiustare, ecco, queste sono le cose belle, no? Perché gli amici del Caffè Napoli, l'ho spiegato, lo ridico un'altra volta, ovviamente siamo sempre in contatto, in collaborazione, però avendo anche loro aperto il canale YouTube, l'algoritmo andava in confusione con il nome troppo simile, e allora, dato che l'idea del nome di Caffè Napoli non era mia ma era loro, e mi affidarono all'epoca il canale YouTube, adesso che anche loro stanno facendo canale YouTube, era giusto ridare il nome agli autentici proprietari, e quindi benvenuto Valentino Siano, bentornai, non lo so, voi mi dovete scrivere in privato quando vi abbonate, così io posso controllare e aggiungervi al gruppo Telegram dedicato agli abbonati, che sono tantissimi, e quindi io vado nelle chiavette, vi dimentico tutto. Ti ho appena risposto, Andrea. Ti ho appena risposto molto bene, assolutamente sì, io ce l'ho messo come easter egg nella... Volevo lasciare quasi solo lui, poi ho detto io vedo il 17 e penso a Hamsik, vedo il 26 e penso a Koulibaly, il 24 sarà sempre Insigne, quindi anche se non li ritiri certi numeri, il 7, anche se è Elmas, il 7 bene o male se lo dividono Cavani e Callejon, quindi sono dei numeri che ti restano nel cuore. Sì, Kim è arrivato, questa è la notizia del giorno, visite mediche tutto a posto, è arrivato in ritiro, Fanucaver e Paz, Eddie, non c'è dubbio. Qualità a vento, la qualità, Francesco, sì, e saltano tutti i messaggi. La Parigi azzurra, benissimo Guido Di Paolo, è proprio Guido Gentile, Paolo Del Genio, una roba straordinaria, ti chiamo solo Giuliano, hai ragione. Io poi quando ci sono dei nomi che un po' come dire Mario Rui, anche se non è nome e cognome, Mario Rui è un po' come dire Mario Rui. Sì, anche se proprio poi lui poi ci ha già parlato, secondo me devo andarci, devo fare il video, perché poi lui fu protagonista di quel sottobicchiere contro Insigne. Vabbè, ma io conosco il personaggio, quindi so con quanta goliardia l'abbia fatto. Gliel'ho detto, glielo dirò, sono potuto sparagnare sicuramente. Benissimo, ha già la clausola, sì, Fernando pare però parta dopo 2 anni, se non mi sbaglio è una clausola che scatta al terzo anno, clausola bella pesante, 50 milioni, quindi è un contratto da 2 milioni e mezzo all'anno, se non sbaglio, e poi ci sono anche delle opzioni di prolungamento di contratto dopo il terzo anno. Grazie ancora Valentino. Sì, infatti sì, penso di sì. Vediamo un pochino come vanno le connessioni. Vediamo un pochino. Giuseppe, le amichevoli a 40 euro, unica società a far pagare le pay in pay le 10 euro. Questa è una di quelle cose che secondo me si possono evitare. Non so quanto pesi, perché noi facciamoci sempre la domanda: pesa a bilancio questa cosa qua, i 10 euro che ti fai dal trasmettere la partita? Poi ci sono degli accordi con Sky eccetera eccetera, se tu mi dici che è l'unica squadra, ti fai 2 domande. Non credo che sia una voce di bilancio che ti cambia la stagione, quindi probabilmente potevi anche evitare. Per quanto riguarda lo stadio, si può parlare, anche essendo uno stadio piccolino, che mettere i prezzi così alti scoraggia qualcuno e quindi c'hai meno problematiche di chi si deve presentare, ma insomma l'avere l'abbondanza non è mai un problema, quindi è una cosa che si può fare. Il Napoli sta cercando, io lo sapete, non sono, cerco di essere obiettivo, a volte sono molto critico, a volte mi si accusa di non essere mai contento. Ci sono tante cose che mi piacciono e tante cose che il Napoli sta migliorando piano piano, e la cura dei social. L'anno scorso abbiamo visto uno scatto in avanti su Instagram, senza dubbio, e si sono visti anche i risultati con l'aumento dei followers. Quest'anno si stanno occupando di TikTok, stanno facendo altre cose, sicuramente possono migliorare e far crescere anche il canale YouTube. Se non lo fanno, meglio per noi youtuber del Napoli, perché chi bazzica YouTube viene da noi a quel punto. Ma noi vogliamo, che non dobbiamo essere egoisti, noi vogliamo che il Napoli cresca. E mi faccio non hai sbagliato canale, Valentino,
Vi faccio un esempio, perché un amico bellino mi ha mandato un'intervista a 2 tifosi norvegesi che sono contenti di Østigard e parlavano anche di Solbakken, e mi ha fatto ricordare anche l'intervista a quel tifoso danese, tifoso del Napoli, e gli chiedevano: ma come mai sei diventato tifoso del Napoli? E lui disse: ma io quando mi sono avvicinato al calcio, al Napoli c'erano Maradona, Careca, quel Napoli era straordinario, vinceva, mi sono innamorato. Quindi quando tu cerchi nuovi tifosi, qualche trofeo lo devi portare a casa, anche per stimolare la fantasia di chi si avvicina e non ha magari legami territoriali, perché noi, che il Napoli vinca, perda, Serie C, Serie B, Cittadella, Barcellona, noi tiferemo sempre per il Napoli, col presidente Ferlaino, col presidente Naldi, col presidente De Laurenti, tiferemo sempre per il Napoli, e nessuno, sebbene qualcuno dica la passione messa un po' scendente, lo capisco, ma c'è uno zoccolo duro di tifosi un po' più attempati, che è una fede, non la cancelli. I tifosi nuovi, ecco, quelli devi curare e devi pensarci bene, perché quelli là si affacciano e dicono: dove sta il campione? Perché piace di più il campione che la squadra. Dove sta il campione? Uno che magari gli piace Dybala e non era tifoso indissolubile della Juventus, adesso guarderà la Roma. Sono piccole cose di crescita che ovviamente... c'è pure Giuseppe Argento, ma che meraviglia, sono veramente contentissimo. Sì, vincere ogni tanto. Poi l'Inter e il Milan, che sono effettivamente spariti nelle ultime annate, adesso piano piano l'Inter 2 anni fa e il Milan l'anno scorso hanno messo un trofeo a casa che è lo scudetto della Serie A, quindi qualcuno nuovo dice: allora ci siamo ancora anche noi. La Juventus in grosse difficoltà, ma sta facendo un mercato aggressivo per tornare a vincere. Il Napoli si deve difendere perché non siamo una cattiva squadra, ma si deve difendere dal ritorno della Roma, perché i Friedkin non vengono solamente per presenziare, ma vogliono anche loro mettere qualcosa in cascina. Quando prendi Mourinho, quella è la cosa, è vincere. E ovviamente c'è la crescita della Fiorentina, la Lazio che sta sempre lì. Lazio molto simile a noi, perché la presidenza è molto simile, Lotito De Laurentiis sono molto simili fondamentalmente. E vediamo un pochino l'Atalanta, perché è notizia di oggi, e facciamo cronaca, che Palomino, esatto, vedi che voi mi leggete nel pensiero, Palomino positivo al test antidoping. Tendo a non voler commentare la notizia subito, voglio approfondire, perché in passato tutti quanti, dobbiamo essere onesti, quando abbiamo visto sti giocatori correre oltremodo, oltre il 90esimo e non fermarsi mai, il pensiero cattivo lo abbiamo fatto un pochino tutti. C'era anche un preparatore particolare all'Atalanta, eccetera eccetera, coinvolto in alcuni rumors. Insomma, registriamo questa cosa, vediamo se ne usciranno altri, se è solamente lui. L'Atalanta probabilmente dirà: no, è una cosa che ha fatto solamente lui, noi non c'entriamo niente. Vediamo, non è il primo caso, probabilmente non sarà l'ultimo, e vediamo un pochino. Il Gatorade, esattamente. Io non credo, amico mio, 15.000 secondo me sono assai, se vedi anche il trend degli altri anni, e nonostante il terzo posto che doveva portare un po' di entusiasmo, la piazza è comunque un po' divisa, quindi credo anche per principio, anche chi ama il Napoli e si vuole andare a vedere tutte le partite, è capace che l'abbonamento non se lo fa, non risparmia quei soldi e si va a vedere le partite singole che si vuole andare a vedere, magari quelle di cartello. Io ho previsto con un mercato importante, adesso Kim è un buon colpo, servirà un portiere di livello e un altro attaccante, e ringrazio Marco Montella. Che ci dice: guarda che poi esce pure Mertens. Io questa è un'altra cosa che devo aggiustare, perché sicuramente uscirà tra un poco anche Insigne e io devo aggiustare, e qua mi rivolgo al Napoli: signori Napoli, non lo dobbiamo fare noi, queste gif, queste cose carine che si usano sui social. Il Toronto non avete idea quante ne ha, è fortissimo.
non fanno vincere lo scudetto, però a noi ci piacciono e ci servono, e quindi io devo vedere Kvara, devo vedere Kvara fare tutte queste cose, devo vedere Oliver, devo vedere i nuovi arrivati, devo vedere quelli che sono rimasti, essere protagonisti anche di queste piccole cose social che fanno piacere ai tifosi. Si possono creare dei contenuti che poi aiutano la società, sono a costo quasi zero, perché devi avere chi in società si occupa di queste cose grafiche, cose che ti aumentano il fatturato, ti aumentano i tifosi, i meme, le cose, TikTok, piano piano il Napoli lo sta facendo, quindi va bene. Allora Valentino, se tu mi mandi un messaggio privato su Telegram @ValerioFluido, poi sarà mia cura aggiungerti al gruppo, e grazie mille. E grazie mille. Allora Vincenzo, sì, io ho letto di questa cosa, non voglio commentarla, anzi la faccio commentare a un ospite che è addirittura in anticipo. Io non so come ringraziarlo. Signore e signore Paolo, ho detto 2 volte signore, non so, magari fa piacere. Paolo Del Genio. Ciao Valerio, buonasera a tutti. Come stai Paolo? Grazie mille. Bene, grazie, tutto bene. Allora, grazie, perché questa è la prima live con il nuovo nome. Con gli amici di Caffè Napoli siamo sempre in contatto, adesso questo è Azzurro Fluido, e non potevo non chiamare te. L'ho chiamata questa live Cosa manca, quindi possiamo insieme valutare un pochino reparto per reparto ad oggi come sta il Napoli e fare un po' di riflessioni. Poi sono arrivate un sacco di domande e te le girerò. Reparto portiere. Ma il reparto portiere, a finché ne dobbiamo pigliare 2, perché se ne arriva uno, come i nomi che stanno circolando adesso sono ottimi portieri, e quindi credo che Meret sia stato abbastanza chiaro attraverso il suo procuratore, non vuole giocarsela, vorrebbe essere il titolare. Se arriva Neto, peggio ancora se arriva un Kepa, stiamo parlando di un ballottaggio molto molto aperto, diciamo così. Sì. E quindi Meret potrebbe decidere di andare da qualche altra parte. A questo punto il Napoli poi dovrebbe andare a trovare un Sirigu, un Provedel per fare il secondo. Io sto dicendo da un po' di tempo, poi sbaglierò perché alla fine resterà Meret, ma la mia sensazione è che arriveranno 2 portieri nuovi. Questa poi è una sensazione che condivide con te anche il tuo collega Guido Gentile, che ci raggiungerà tra pochissimo, e lo disse che può essere pure che se ne vanno tutte e 2. Quindi stiamo a vedere. Nel frattempo tutti ovviamente ti mandano saluti, number one, e non c'è dubbio, fuori classe. Grazie a tutti. Non c'è niente da fare. Per quanto riguarda la difesa, è notizia di oggi che Kim ha raggiunto il ritiro, quindi siamo numericamente completi. Io a Paolo chiedo, Kim lo vedremo a sinistra? Secondo te sarà lui, perché è destro di piede? Sì, l'unico mancino è Juan Jesus. Quindi quando giocherà Juan Jesus sarà facile capire chi andrà a destra e chi andrà a sinistra. Quando giocheranno 2 fra Rachmani, Ostigard e Kim, un destro, come è stato per tanti anni per Koulibaly, un destro dovrà adattarsi sul centro-sinistra. Ora sinceramente su questo faccio fatica a capire chi fra Rachmani, facciamo l'ipotesi Rachmani-Kim, no? Che potrebbe essere la coppia titolare. Qui dobbiamo vedere sinceramente chi dei 2 Spalletti riterrà più pronto a questo, che dipende dalle caratteristiche, però è un piccolo adattamento, nel senso che Koulibaly non lo soffriva tanto perché è un giocatore con un certo tipo di corsa, di predisposizione, anche calciava non c'è male col sinistro, quindi nell'uscita non è che lo soffriva tanto, pur essendo un destro. Oramai anzi si era quasi più abituato a giocare sul centro-sinistra, anche se con la sua nazionale però giocava sul centro-destra. Non lo so, guarda, sinceramente Rachmani lo può fare, però mi sembra che forse ci sono più possibilità che lo faccia Kim, perché per quel poco che conosciamo Kim o anche Ostigard dovrebbero essere un po' più veloci di Rachmani. Quindi se poi la discriminante diventa la velocità, può essere che ti porta ad adattarti un po' di più facilmente, potrebbe Rachmani restare sul centro-destra. Bene, infatti secondo me Spalletti ce l'ha fatto vedere in una delle amichevoli, però c'era Zanoli al suo fianco da centrale e c'era Rachmani adattato a sinistra.
Però ovviamente con Zanoli magari lì... Con Zanoli è stata un'emergenza, quindi non... però quando sarà proprio da fare le partite vere, a parte il fatto che è molto probabile che inizino Rachmani e Juan Jesus, perché Ostigard è arrivato da poco, Kim è arrivato addirittura stasera, non so nemmeno se domani farà o non farà il primo allenamento, no, domani c'è la partita, quindi sicuramente non giocherà, quindi ci vuole un po' di tempo, vediamo, se i ragazzi poi dimostrano di essere pronti, questo deve essere bravo l'allenatore a capire se sono pronti, a capirlo deve essere bravo soprattutto all'inizio a capirlo attraverso delle amichevoli, no? Che lasciano il tempo che trovano, poi quando ci saranno le partite, l'anno scorso per esempio, no? Con Anghissà che era subito pronto, ce ne accorgemmo perché Anghissà fece 0 amichevoli, fu buttato nella mischia direttamente Napoli-Juventus, qui rispose subito bene, perciò con i calciatori non esiste una statistica, nel calcio non esiste una regola precisa, meglio così, cioè dipende sempre. E io ne approfitto per introdurre, questo è un mini sogno mio, far incontrare Paolo e Guido, che sono per me 2 punti di riferimento per fare informazioni in un certo modo. Che bello. Benvenuto Guido. Audio. Controlliamo l'audio. Nel frattempo Paolo, visto che parlavamo di Kim, Angela mi chiedeva con le domande su Instagram pregi e difetti rispetto a quello che abbiamo visto sugli highlights, insomma. No, abbiamo visto gli highlights, questo abbiamo visto. Poi io ho fatto uno sforzo massimo di vedermi anche in qualche caso non solo gli highlights, ma sintesi ampie di alcune partite del Fenerbahce, quindi sono arrivato a vedere anche per esempio di Fenerbahce Trabzonspor, quella lì contro Hamsik, diciamo, la squadra del Trabzonspor, la squadra di Marek. Lì sono riuscito a vedere 10-12 minuti di partita, ma la partita intera mai. Quei 10-12 minuti, se arrivano a 90, sono incoraggianti, perché quel giorno contro il Trabzonspor di Hamsik, che poi ha vinto il campionato turco, ha giocato molto bene Kim, ha salvato 2 o 3 situazioni incredibili. Se non vado errato, quella partita è finita 0-0 con Kim che è stato uno dei migliori in campo. Però siamo ai 12 minuti, quindi 12-13 minuti di partita più gli highlights. Una partita intera non l'ho mai vista, quindi chiaramente quando siamo agli highlights e a 12 minuti della partita giocata molto bene siamo solamente ai pregi, i difetti non li conosco ancora, spero di non conoscerli mai, spero che non ci siano. Di non doverli vedere, esatto. Nel frattempo Guido, non so se hai recuperato l'audio. Proviamo adesso? Sì, benissimo. Allora, buonasera a tutte le amiche belline, gli amici bellini. Valerio, buonasera al signor Del Genio. Oggi buonasera a tutti. È un piacere e un onore conoscerla. Grazie, anche se via video. Grazie, altrettanto. Guido, eravamo un po' il cosa manca al Napoli, stavamo analizzando un pochino i reparti, la difesa numericamente oramai è a posto, il centrocampo che numericamente è anche a posto, c'è ancora dei dubbi perché ci sono queste offerte che non sappiamo quanto poi arriveranno fino alla fine per Zielinski o per Fabio. Si parlava anche di Elmas. Secondo te si muoverà qualcosa, Guido? Sì, perché c'è molta fibrillazione. Secondo me quello che manca a Napoli è il tempo, perché potrebbe essere la stagione, più che soffermarci sugli uomini, no? Entra uno in più, uno in meno, la stagione sbagliata per avere una rifondazione così radicale, visto la particolare stagione così compressa, perché comunque un po' di dazio tu lo paghi quando una squadra cambia, e cambia soprattutto l'asse della difesa centrale, cioè il portiere e difensore centrale. Certi meccanismi hanno bisogno un po', non casomai dei tempi elefantiaci di Sarri, ma qualcosa lo può pagare. Uno deve essere bravo, ma l'ha detto anche Spalletti, dobbiamo partire forte quest'anno, che se inizia a perdere terreno subentra l'ansia, e soprattutto, e mi fermo perché Paolo Del Genio è un maestro dei tempi televisivi, io già me lo vedo se dovesse andare male qualche partita, quelli che, cioè i nostri colleghi che dicono avete visto Insigne, ma se non parliamo del passato c'è già il presidente che ci ricorda
i tornelli, Martina, questa è la squadra, noi dobbiamo analizzare la squadra che va in campo oggi, lasciamo in pace e ringraziamo i nostri beniamini che sono andati da altre parti, però succederà, cioè te lo anticipo, cioè al primo inciampo avete visto che cosa significa non avere Insigne, non avere... Quindi il tempo è la discriminante, cioè dobbiamo essere bravi a ottimizzare tutte queste giornate che ci portano al 15 di agosto. Paolo, grazie Guido, questo è un tuo cavallo di battaglia, tu hai sempre detto ad ogni ritiro io vorrei vedere la squadra pronta, più o meno quella che sarà la rosa che dovrà affrontare la stagione il più presto possibile, proprio per farli affiatare. Quest'anno sarà importante. Ti estendo la domanda: Calzona potrebbe essere una figura che ci mancherà proprio per la difesa? Potrebbe, non lo so, però non conosco, cioè conosco il nome, ma non so le sue attitudini, quello che l'ha rimpiazzato, Russo si chiama, e quindi potrebbe essere bravo uguale, bravo di più, non lo so sinceramente. Che Calzone era bravo ce ne siamo accorti, senza ombra di dubbio. Che la partenza debba essere buona, lo sappiamo, in una piazza come la nostra è fondamentale, perché soprattutto gli avvii di stagione nascono sempre tra un mare di polemiche. Quello della scorsa stagione nacque tra molte polemiche, perché ci ricordiamo venivamo dalla delusione dell'1-1 col Verona e l'eliminazione dalla Champions, e fortunatamente, per bravura, per una serie di ragioni, noi partimmo con 8 vittorie su 8, e quindi poi quello è stato molto utile per portare avanti la stagione anche nelle difficoltà, perché pure quando arrivava qualche risultato negativo guardavi la classifica era sempre buona. A Napoli ci siamo abituati bene ultimamente a vedere il Napoli sempre nelle prime 3-4 piazze, quindi non voglia mai il cielo che la partenza sia diversa, con tutte le tensioni che già ci sono, si alimenterebbero, e probabilmente ci sarebbe il rischio di fare delle analisi contro la società, contro Spalletti, contro i nuovi giocatori. Io credo che poi Spalletti e la società potrebbero pure meritarsele le critiche, no? I nuovi giocatori, no, nel senso che poi dopo hanno operato loro, Spalletti sarà il responsabile da un punto di vista tecnico-tattico delle partite, quindi avrà elogi se farà bene, avrà critiche se non farà bene. Il presidente è giunto, saranno i responsabili del calciomercato, quindi pure loro avranno critiche o elogi se faranno bene o non faranno bene. I calciatori, uno per uno, cioè i Kvaratskhelia, i Kim, gli Ostigar, gli Olivera, io li lascerei tranquilli invece, non esprimerei giudizi su questi ragazzi, perché poi a Milano hanno criticato per un anno Leao e poi Leao gli ha fatto vincere il campionato, quindi bisogna, a Napoli abbiamo criticato per un anno e mezzo Koulibaly e poi molti si volevano incatenare per non farlo andare via. Insomma, i giudizi subito sui calciatori definitivi, trancianti, sono propedeutici alle brutte figure, quindi io non li darei. Spalletti e De Laurenti sono sotto esame, perché sono da tanti anni uno presidente e da tanti anni un allenatore. I giovani giocatori io li lascerei in pace, perché potrebbero iniziare un po' a fatica, però poi potrebbero essere nel giro di qualche mese, mi auguro io, a volte anche anno, purtroppo ci vuole, dei calciatori validi per il futuro del Napoli, vista la carta d'identità. Sì, e quando mi parli di carta d'identità non posso non chiederti degli attuali giovani che sono in ritiro ma che non sappiamo se poi saranno confermati. Nei dubbi del centrocampo abbiamo un ritorno di Gaetano a casa, però io mi chiedo, punterebbe il Napoli, facciamo un'ipotesi assurda, arriva l'offerta per Zielinski, il Napoli cede Zielinski perché l'offerta è irrinunciabile, può il Napoli puntare su Gaetano come sostituto di Zielinski o deve poi riversarsi sul mercato e prendere uno all'altezza del polacco? Questo lo deve dire Spalletti. Per me ci siamo quasi, o ci siamo proprio per Gaetano, potrebbe essere pronto. Poi bisogna vedere i giovani in che squadra li metti. Se li metti in una squadra che funziona, che problema c'ha Gaetano a fare pure lui bene? Se lo metti in una squadra che non va bene, non è che Gaetano possiamo pretendere da Gaetano che ci tiri lui fuori dai guai. Non ci hanno tirato fuori dai guai Insigne, Koulibaly e i grandi campioni quando abbiamo avuto partite difficili, perché dobbiamo chiederlo a un ragazzo. Quindi se la squadra funziona, però sono sicuro che lui può accompagnare benissimo le cose. Il Napoli lo vuole fare o non lo vuole fare, considerando tutti gli impegni che c'ha? Non lo so, è la prima risposta che ti do. La seconda è penso di no. Cioè penso che il Napoli, se esce Zielinski, ne va a prendere un altro e dà di nuovo Gaetano in prestito, cosa che secondo me somiglia molto a una bocciatura, perché Gaetano non ha 16 anni
e mi dispiace se il Napoli la vede così, però insomma sono decisioni che prendono loro. D'altra parte, Guido, coinvolgo anche te sul centrocampo. Ne abbiamo uno che è più o meno, se non sbaglio, alla stessa età di Gaetano, che è Elmas, che però nel frattempo ha fatto un percorso sia nel Napoli, perché andando a vedere il minutaggio l'anno scorso è stato utilizzato tantissimo, sempre da jolly, sempre magari anche a partita in corso, e ha un percorso internazionale già bello avviato. Forse è lì che il Napoli potrebbe, insomma, nell'ipotesi di voler abbassare tutto il tetto ingaggi e non aumentare i costi, magari punti su di lui più seriamente quest'anno da titolare. Fammi dire che sono d'accordo con le due affermazioni precedenti totalmente, perché le trovo di assoluto buonsenso, in particolare quello di predicare estrema prudenza nel valutare soprattutto i nuovi arrivi. Noi abbiamo avuto dalla bocciatura di Jorginho all'accompagno all'aeroporto, non c'è stata mai una valutazione di buonsenso. Ci dimenticavamo che Jorginho aveva mezzo campionato in Serie A, non è tanto che era stato preso dal Verona, e che comunque non era da 3 anni in Serie A, aveva 15 partite, mi sembra. Allora gli vogliamo far giocare un anno, soprattutto non è solo l'età, ma è proprio il numero di partite necessarie per avere una valutazione di buonsenso. Questo ci tenevo a sposare totalmente il pensiero di Paolo Del Genio. Per quanto riguarda il centrocampo, Elmas è uno di quei giocatori dove oggi o domani il Napoli punterà a monetizzare. Parliamoci chiaro, molto giovane, ma come giustamente segnalavi tu, ormai c'ha già tante partite in nazionale, non solo nel campionato del Napoli. Purtroppo, o per fortuna, poi lì sono punti di vista, viene veramente utilizzato come vabbè, abbiamo una falla oggi a prua, vai tu, abbiamo un problema all'elettrica, fai l'elettricista, e questo non gli ha dato non solo continuità, poi c'è chi ha detto non ho ancora capito cosa sa fare Elmas. A me piace quel poco che ci ha fatto vedere Elmas, soprattutto perché mi sembra sempre un ragazzo che ha il coraggio di concludere l'azione, che poi quello che dalla 3/4 in su ti fa vincere le partite, cioè quella personalità, visto che viene sempre portata avanti. Sul centrocampo sono costretto a dire, ha ragione Paolo, che nel caso di partenza di Zelinski è probabile che si ricorra al mercato ed è probabile che Gaetano vada in prestito, e a questo punto trovo le affermazioni di una tale lucidità che non mi sento di aggiungere nulla. Elmas è a rischio però, perché si parla in questi giorni, si parla solo di Petagna, quello potrebbe essere un colpo a sorpresa di un giocatore che parte, che non se ne sta parlando, e sarebbe un peccato per noi. Però... Mi hai dato un link, Guido, per chiedere a Paolo sull'attacco, perché Petagna in uscita è quello che ci dicono, nonostante De Laurentiis abbia detto sì, Simeone mi piace, ma non so se si sposa le caratteristiche non si completa bene con Osimhen, però mi sembrerebbe un ridimensionamento serio se poi passiamo da Mertens vice Osimhen a Petagna vice Osimhen, proprio in termini di gol. Secondo te cosa si farà, Paolo? Si cercherà una punta oppure una punta che possa anche poi permetterti di cambiare modulo come faceva Mertens? Ma su Simeone, che poi non si adatterebbe bene con Osimhen, forse secondo Spalletti ne abbiamo le dichiarazioni. Allora, Spalletti non ha mai detto nulla su Mertens, ma non l'ha fatto giocare. Non ha mai detto nulla su Deulofeu, ma un amico suo, Dotto, un giornalista, ha detto che a lui non piace Deulofeu. Non ha mai detto nulla su Simeone, però De Laurentiis ha fatto capire che Simeone non sarebbe l'attaccante gradito. Allora io che devo fare? Devo prendere per buono tutto? Allora, se devo prendere per buono tutto, però Spalletti non l'ha mai dichiarato in maniera aperta. Facciamo finta che sono vere tutte e tre, dai, per fare un gioco, no? Facciamo finta che sono vere tutte e tre. A Spalletti non gli piace Mertens, che ha fatto 12 gol giocando pochi minuti. Non gli piace Deulofeu, che ne ha fatto 13. Non gli piace Simeone, che ne ha fatto 17. Quindi non gli piacciono quelli che segnano. Sì. Quelli che fanno gol. Se devo prendere tutto per buono, quelli che fanno gol gli sono antipatici. Mentre gli piacciono
quelli che tengono palla, fanno salire la squadra, vanno a fare pressione sul portatore, fanno tutte queste belle cose che sono utilissime. Figure di un appassionato di tattica come me, figure se non apprezza tutte queste cose. Però se vogliamo fare un discorso più terra-terra, ogni tanto facendo i discorsi terra-terra sul calcio si azzecca, gli attaccanti se fanno gol è meglio rispetto agli attaccanti che non fanno gol, o mi sbaglio? Sì. E quindi incomincerei a prendere due che fanno gol, perché in questo momento coi conti dei gol io non mi trovo, perché abbiamo perso Insigne che poi l'anno scorso molti sul rigore, vabbè, però ogni tanto ne aveva fatti un sacco pure su azione. Mertens non ne parliamo nemmeno, è una garanzia di gol su azione anche su calcio piazzato. Abbiamo perso questi giocatori, abbiamo perso quindi un bel po' di gol, secondo me si rimpiazzano con giocatori che fanno i gol. Quindi per me non basta Simeone, va preso Simeone e uno fra Deulofeu, non dico Raspadori perché mi sembra una trattativa che mi fa un po' ridere quando si parla per 10 minuti di Raspadori. Il Napoli avrebbe fatto un tentativo, un sondaggio, è bello, e poi qual è però non lo può prendere perché il Sassuolo l'ha dichiarato incedibile dopo aver venduto Scamacca. E allora che caspita abbiamo parlato a fare? Quello che è la mia questa poi sarà una domanda che ti farò un po' pungente. Guido, stavi intervenendo con Paolo. Tra l'altro tutti i movimenti che Mertens faceva, quello di accorciare la squadra, prestare sul utili anche per Osimhen, no? Utili anche per Osimhen, perché poi se lo chiediamo a Osimhen nel 4-3-3 senza il sottopunta, Osimhen va a finire che perde ulteriori energie, e fin quando perde energie per attaccare la profondità mi sta bene, ma se perde energie per venire incontro e difendere palla, che non è il suo pezzo forte, legare il gioco come si dice in gergo, va a finire che gli facciamo perdere energie per fare una cosa che manco sa fare. Però questo lo vedrà Spalletti. Tra l'altro mi aggiungo al conteggio che da tenere sott'occhio, perché noi l'anno scorso abbiamo avuto un calo notevole. È il primo anno dopo non so quanti anni consecutivi che il Napoli non è stata la squadra che ha tirato il più e ha tirato il più in porta. Cioè, da Benitez poi, e noi abbiamo privilegiato in questa sono crollati, noi in trasmissione li seguiamo, sono crollati in una maniera spaventosa. Lo so che sono crollate le realizzazioni. Allora l'anno scorso è stato un caso, parliamo dei giocatori che ancora sono in rosa, il calo di Politano, o quest'anno dobbiamo considerare un altro Politano, altri 2-3 gol. Lozano è stato particolarmente sfortunato perché quell'infortunio in nazionale inizio stagione è tremendo, ragazzi. Poi Lozano, spero che quegli infortuni anche in corso d'opera hanno un po' ridotto come il minutaggio i gol, però l'anno scorso anche chi era in essere è venuto un po' meno, chi è partito ormai è partito, cioè Insigne i gol col Napoli non li può fare da Toronto, anche se giocheremo con la maglia rossa, avviso De Laurentiis. Quindi il calcolo è importante, perché noi l'anno scorso, e dice bene Paolo, quando abbiamo poi puntato tremendamente sul modulo con Osimhen molto isolato, come se fosse il modulo Eagle del quarto basso a pallacanestro, che si qua voi siete molto vicini in questo, sì, è crollata molto in quel periodo la realizzazione del Napoli e abbiamo perso punti. Quando si sono rimesse un po' a posto le cose, piano piano la fluidità e siccome comunque la difesa ha tenuto, ma non potevi pensare di avere 0 gol sempre, perché noi abbiamo avuto inizio campionato fantastico anche per quello, e lì qualche pareggio scemo. Quindi sono tutti elementi, come sono stati ben detti da Paolo, da tenere fortemente in considerazione. Come io l'anno scorso a inizio proprio campionato dissi, per me quest'anno il dato da tenere in considerazione non è tanto la difesa, ma quanto sarà importante la percentuale realizzativa, perché lo scudetto si vincerà là, e lì si è vinto. Sono d'accordo, quest'anno se c'è un motivo principale, non unico, non esiste mai il motivo unico, ma se c'è un motivo principale che ha determinato la mancata vittoria dello scudetto del Napoli, sono state quelle 4 maledette, togliendo Empoli e Spezia che sono partite strane, ma le 4 partite del girone di ritorno al Maradona con Roma, Fiorentina, Inter e Milan. Il Napoli ha fatto 2 gol con la Fiorentina quando è entrato Mertens, poi ne ha fatti 2 con l'Udinese pure quando è entrato Mertens, se vogliamo. Ma per il resto il Napoli ha segnato sul rigore con la Roma, sul rigore con l'Inter, e non ha segnato contro il Milan. Ma non è che non ha segnato perché Maignan, Rui Patrizio e chi è l'altro portiere, Andanovic hanno fatto miracoli.
non ha segnato perché non ha tirato in porta quelle partite, ha segnato solo sul rigore, perché solamente grazie a dei rigori così che siamo riusciti a tirare fuori, siamo riusciti a tirare verso nello specchio della porta avversaria. Quindi un dato super allarmante che io mi permisi di denunciare già a inizio campionato, però a inizio campionato c'era la classifica buona, non si guardava niente, invece poi purtroppo è stato il dato determinante. Quindi io vedo che Spalletti, invece di ricredersi, che poi ci sono stati dei numeri che lo dovevano far ricredere, perché quando hanno giocato Mertens e Osimhen insieme il Napoli ha segnato 15 gol e ne ha presi 2 soltanto, ma questi numeri si è girato dall'altra parte Spalletti, perché a lui piace l'equilibrio, adesso ritiene addirittura che l'equilibrio arrivi attraverso il 4-3-3. Per carità, io me lo auguro che faccia un 4-3-3 spettacolare, tipo quello che faceva Maurizio Sarri, oppure un 4-3-3 di intensità spaventosa, tipo quello che fa Klopp, me lo auguro, però al momento mi sembra che è un 4-3-3 giusto per mettere un centrocampista in più e togliere un attaccante, se la devo dire tutta, più che caratterizzato da un'idea molto precisa. Mi auguro ovviamente che il campo dica altro. Allora, nel ringraziare tutti gli amici che stanno lasciando i like, ragazzi, perché una live del genere io non la potevo neanche immaginare nei miei sogni più wet. Marco Montella ci chiede e insiste: raccolta fondi e tratteniamo Mertens. Ovviamente con Guido poi ne abbiamo parlato tantissimo anche in tempi non sospetti. Paolo, secondo te è stata una questione di soldi o c'era dell'altro? Perché secondo me è troppo banale metterla sul piano economico. Ma Valerio, innanzitutto tra poco vi devo salutare. Sì. Ti voglio dire soltanto che su Mertens che la mia posizione è molto chiara. Se fosse stata solamente una questione economica, onestamente, se parliamo di Koulibaly 9 milioni, Insigne 10 milioni, parliamo di giocatori che veramente noi dobbiamo stare zitti e dire il Napoli ha fatto bene. Che doveva fare il Napoli? Doveva rilanciare, andare a 10 milioni per Koulibaly e per Insigne all'ordo erano 40 milioni, tutto il monte ingaggi si bruciava su 2 giocatori, quindi stiamo parlando di lo stesso per me. Poi... Non ho capito, scusa. Ho detto, secondo me dicevano di no lo stesso perché mi sa di voglio fare di tutto, ma insomma non si può chiedere nulla al Napoli su Koulibaly e Insigne. Ma su Mertens, se queste famose cifre che vengono fuori, alla fine poi ballavano 400.000 euro, onestamente l'unica riflessione che posso fare io è che potrebbe essere anche, dico, se Spalletti si spendeva come si è speso inutilmente peraltro per Ospina e per Koulibaly, perché lui si è speso ma Koulibaly e Ospina sono andati via lo stesso, ma se invece si spendeva anche per Mertens, diceva Mertens non me lo toccate, mi incateno, le catene che mi ero comprato per Koulibaly non le ho buttate, le tengo ancora e le voglio usare per Mertens, no? Se diceva questo Spalletti probabilmente questa volta non faceva la brutta figura di non incatenarsi, ma non si sarebbe incatenato perché la società lo accontentava per poche, lo so che è strano dirlo, ma è così funziona nel calcio, per poche centinaia di migliaia di euro. Quindi c'è anche non la mano di Spalletti, ma il non aiuto, il non intervento di Spalletti ad aver determinato questa per il momento, secondo me, inconcepibile decisione di non tenere un calciatore ancora in perfetta forma come Mertens, che accettava di partire dalla panchina spesso e cambiare la partita, che era garanzia di gol, che secondo me insomma c'erano tutti i presupposti. Allora, ora il Napoli deve trovare un nuovo 12°, perché Mertens era un 12° oramai, no? Sì. Come il sesto uomo nel basket, che a volte è un titolare, che però gli allenatori preferiscono utilizzare facendoli partire non nel quintetto iniziale. Ecco, lui era un titolare che però non partiva nell'11 iniziale per sfruttare la sua grande verve nel secondo tempo. Ora il Napoli è in grado di trovare questo tipo di calciatore che nel calcio moderno con le 5 sostituzioni è fondamentale, può spostare 10-12 punti in un campionato. Il Napoli lo può trovare con la stessa cifra che aveva ipotizzato per Mertens? No, se lo trovano sono bravi, ma se non lo trovano avranno commesso un errore. Mi sembra di una semplicità enorme la valutazione. Cioè, la valutazione non la possiamo fare adesso, la dobbiamo fare l'anno prossimo quando avremo visto se hanno trovato o non hanno trovato con quei soldi un giocatore utile per fare il 12°, come cambiare il volto delle partite come faceva Mertens. Vediamo se ci riesco. Paolo, io voglio chiedere a Guido poi di intervenire e di fare una domanda a Paolo per salutarlo. Sì, rapidamente. Secondo me, slegando ancora dalle
qualità che mette in campo e che ancora paiono incisive, cioè, secondo me un aspetto che a questo punto è recidivo nel Napoli, che è un aspetto proprio umano, e non parlo insomma Napoli, il colore, la famiglia, il Ciro, eccetera. Noi ci abbiamo rimesso non so quanti portieri per 2 spiccioli la riconferma di Pepe Reina, che è la cosa che fece incavolare di brutto. Quello è il famoso Mascherano Benitez, che disse: io non sarò più l'anno prossimo allenatore del Napoli. Poi De Laurentiis disse: tu c'hai un'opzione unilaterale per me. E poi la sfortuna si accanì su De Laurentiis, perché Raffaele, che stava facendo molto bene, tra l'altro era più forte di Pepe Reina nelle uscite, si fece male nella partita di Coppa, e noi ci abbiamo rimesso il portiere. Se avessimo poi tenuto il secondo, diciamo, Pepe Reina quando è tornato, sarebbe stato perfetto come Chioccia per Meret, portiere che ha pochissime presenze in Serie A, appena arriva in Serie A si fa male, viene preso dal Napoli, si fa male alla mano. E Pepe Reina non è un uomo di scarsa personalità che se manca 2 partite crolla psicologicamente. Adesso noi ci troviamo senza portiere per 2 spiccioli. Allora bisogna vedere anche quanto danno fa una mancanza di un giocatore dove tantissimi compagni, da un prossimo talento Fabian Ruiz al Primavera, hanno sempre detto e quanto mi ha aiutato, e mi ha aiutato a inserirsi, e mi sono inserito, perché poi quello che diceva Paolo, ed era esattamente vero, speriamo poche domeniche, è l'inserimento umano in città. Noi vediamo solo i 90 minuti in campo, ma quello che è propedeutico è tutta la vita, non solo di allenamento. Se tu ci metti 6 mesi e invece ce ne metti 2, sono punti in campo, ragazzi. Allora ci sono tanti aspetti. Io non vorrei, a prescindere dall'amore per il ragazzo, del gol, del sesto uomo alla Toni Kukoc per venire incontro a Paolo, che non giocava titolare nei Chicago Bulls, però poi gli ultimi minuti decisivi era lui che stava in campo del tripit dei Chicago Bulls, per dirvi che il sesto uomo è importante. Non vorrei che poi questa cosa la dovessimo pagare, perché sicuramente le partite spesso si decidono nei minuti finali, quindi se Mertens c'è nella mezz'ora finale, se non può fare, ammesso e non concesso che non possa fare più 90 minuti, perciò l'ho chiamato il 12esimo, difficile da trovare, mi sa. Sono perfettamente d'accordo, ma io aggiungevo pure un aspetto non extracalcistico, ma tu che vuoi che il Napoli c'ha una cultura, ma il Napoli può avere una cultura cestistica che nel calcio è sempre utile averla. Allora il più ignorante del basket, esperto di basket, ha una cultura superiore al più grande esperto di calcio. Mi dispiace per gli amici che non amano il basket, vedi, ma questa Valerio, è la cosa che ti ho sempre detto io. Quindi attingere da quelli che parlano di basket per il calcio sarebbe un segno di umiltà e di intelligenza, perché bisogna riconoscere una superiorità per gli esperti di basket rispetto agli esperti di calcio, ma netta, evidente, non c'è proprio dubbio su questo. Pienamente d'accordo. Io seguo il calcio professionalmente, però sono innamorato, ho giocato, ma sono innamorato di basket. Però sinceramente il basket, se non fai aggiornamento continuo, non ne puoi parlare. Nel calcio ne parlano gente che sono 30 anni che non si aggiornano. Sono pienamente d'accordo. Figuracce, cioè ti emarginano dopo 32 millesimi di secondo, perché è talmente nel tecnico. Basket è così. Esatto, bravo. La domanda che tu mi hai chiesto è una domanda apparentemente semplice, ma ci tengo particolarmente a avere il parere di una persona intellettualmente onesta. Come valuti l'operazione capitano di Lorenzo? Ma mi sembra buona, devo dire la verità. Mi sembra un ragazzo molto tranquillo, molto serio, anche però con la esperienza giusta per potersi confrontare con gli arbitri. Mi sembra una buona idea. Non lo so sinceramente se c'era di meglio in questo momento nel Napoli. Poi per quanto riguarda l'anzianità doveva toccare a Zielinski, ma Zielinski forse non ha le caratteristiche, forse non sappiamo manco se resta, e quindi si è andati su. L'altro papabile era Mario Rui, che è molto focoso, e quindi forse per esclusione mi sembra giusto. Speriamo che sia solo una decisione, diciamo, cristallina e non nasconda altro. Lo capiremo anche se rimane o meno Zielinski. Questo è il mio dubbio. Sì. Perché no, però Zielinski non lo so se è proprio candidato, perché Zielinski ora è in dubbio, ma non è sicuro che parte. Quindi la decisione andava presa indipendentemente dal rischio cessione di Zielinski, mentre lui non è ovviamente un giocatore che insomma non è sul mercato in questo momento di Lorenzo.
No, spiego la mia perplessità a tutte le amiche e gli amici bellini, a Paolo che è con noi, e poi, visto che ha detto che deve andare, non lo voglio trattenere io per primo. Mi sembra, perché poi il Napoli fa delle cose bene e delle cose male. Io non ci conosciamo personalmente, diciamo. Non appartengo né alla schiera di quelli che insultano la società, né quelli che per forza è tutto bene. Io analizzo quello che fa e trovo se è come corretto. giusto che sia. Come giusto che sia. Siccome la società ci ha tenuto sempre a dire che ha impostato la scelta del capitano con il giocatore che fa più presenze, e quindi Paolo Cannavaro se ne va e cede la fascia a chi aveva più presenze, Ams che se ne va e cede perché aveva 2 presenze più di Callejon, ma era anche giusto. A me sta anche bene, nel senso, se Spalletti dice questa è una decisione che ha preso lo spogliatoio, e quindi la prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club, e nel calcio quello che si dice nello spogliatoio per me rimane, perché sono un vecchio innamorato del calcio segreto, questi spifferi che poi non mi piacciono, per dire. Però poi se lui mi aggiunge perché il giocatore che ha più esperienza internazionale, io da cronista umile mi sento preso in giro. Sì, l'ha detto. Chi? No, ma chi? Non ho capito chi. Spalletti. Spalletti. Perché mi devi aggiungere questo, creandomi un cortocircuito? Forse in riferimento all'europeo, però insomma vabbè. Però per la verità dico, siamo pieni di problemi, questo non mi sembra... questo mi sembra non è un problema, ma io valuto molti mesi prima quelle che sono le crepe che potrebbero, e spero sempre di sbagliarmi, non dirlo. È una decisione che hanno preso i ragazzi nel spogliatoio, nessuno di noi può dir nulla, se non quegli imbecilli che cominciano a là. Se tu mi aggiungi questa postilla che non è confutata da nessun numero, perché presenza in Europa nel Napoli, Zelinski ne ha 48, meno della metà di Lorenzo, in nazionale ne ha 72 Zelinski, di Lorenzo mi sembra 21, 22 là, col Napoli. Allora non lo dire perché tu più di me sei animato da buonsenso, calma e prudenza, però di nuovo mai succede qualcosa, avete visto, l'ha imposto il procuratore, l'avete visto, perché poi queste cose a Napoli succedono e tolgono energia, e l'energia toglie punti. Paolo, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Grazie a voi e alla prossima, vi aspetto entrambi in trasmissione. Valerio già qualche volta è intervenuto, vi aspetto in trasmissione con le videochiamate quando volete. Valerio può inoltrare pure a tutti i suoi amici le modalità, Telea 13 su Facebook, basta iscriversi a Facebook e potete intervenire in videochiamata, mi fa sempre piacere confrontarmi con tutti. Quindi dal 22 agosto riparte la mia trasmissione, veramente riparte il 21 post partita, però insomma pure il 21 possiamo fare pure le videochiamate, ma soprattutto dal 22, da lunedì alle 19:30 riparte a tutto Napoli e vi aspetto. Grazie assai e buona serata. Te la dico per salutarti, potrebbe anche essere che per il 21 io sono ancora a Napoli, quindi in quel caso mi butto direttamente nello studio. Ti aspetto con piacere. Grazie mille Paolo Del Genio. Ciao, un abbraccio, buona serata. Grazie, buona serata. Ciao. Allora, io ringrazio Virgilio Bandiera per il supporto e la donazione che non ha interrotto durante l'interruzione delle live, che mi ha sempre supportato. Approfitto di questa opportunità per salutare il signor Del Genio e il signor Gentile dalla Germania, sempre un piacere seguirvi, e anche Alessandro Ludovico Stresa, Kim solido a palla coperta ma attaccabile in 1 contro 1 con attaccante lanciato più Meret, linea difesa bassa, e addio costruzione da basso o addio Spalletti. Questa la giro un po' a te, Guido, questa cosa è molto tecnica, dobbiamo vedere come reagisce. Nel senso che vedi come è più alto il livello delle amiche e degli amici belli del tuo canale, ma lo sappiamo, crescerà sempre di più. Però dobbiamo vederlo in campionato italiano. Io vi do questa mia analisi, nel senso che nella migliore delle ipotesi, ed è successo a tantissimi calciatori, le prime giornate i giocatori nuovi spesso fanno famiglie, poi hanno un calo di rendimento anche gli attaccanti, perché nel campionato italiano cominciano a prenderti le misure, sei la novità. Quindi non bisogna esaltarsi, poi chi ha talento esce alla distanza e rimane alla distanza. Come succede il contrario, vi cito un nome e non vi offendete perché siete troppo intelligenti.
A Torino, io poi una discreta memoria ce l'ho, non solo criticarono, ma offesero di brutto Moggi perché aveva preso un lento, un bidone, eccetera, che era giusto Zinedine Zidane, che ci ha messo un po' a carburare. Credo che non debba raccontare la carriera che ha fatto prima da giocatore e poi le 3 Champions consecutive Zidane. Quindi l'osservazione è in astratto assolutamente giusta, però noi non l'abbiamo visto nel campionato italiano, quindi dobbiamo vedere dove cambia tutto, perché il campionato italiano è sceso di livello, tutte le cose, se me ne metto a fare elenco alla Salvini, che se non lo sappiamo, lui è molto più bravo di me e non avrei neanche diciamo il pregio di avere l'imitazione di Crozza, quindi che disastro, non la faccio proprio l'elenco della spesa. Dobbiamo avere anche non solo la pazienza, il gusto di vedere questi nuovi arrivati nel campionato italiano. Con questa mia, non un racconto nazionale, un suggerimento di avere pazienza sia nel primo caso, più prudenza che pazienza, nel senso è un talento, e pazienza se stentano a carburare, perché è successo a tanti. Sì. Cioè, Paolo ci citava le auto, insomma, pure lui ci ha messo un pochino. Infatti, poi diventa un esercizio di stile citare un nome piuttosto che un... Certo. Polly ci ricorda che 560 gli spettatori, like 400, con 130 like preventivi, ragazzi, cioè me ne vado, ce ne andiamo, Guido, non ho capito. Forza, lo so che per... Soprattutto in questo momento storico che è così violento, il modo di raccontare il calcio, ragazzi, non per me, per Valerio, per Paolo, è una rarità, una perla poter parlare con grande serenità e non perché il campionato non ha iniziato. Io lo so che loro si stavano godendo la live, stavano in poltrone, capito, col cellulare o magari sulla TV dove il like non si può mettere. E Giuseppe Argento, che è sempre brillante, sempre lo è stato e sempre lo sarà, chi non mette like è un vile denaro. Straordinario, grazie. Poteva evitarlo, perché vabbè, la genialità di tante amici del canale trova sempre modi di rinnovarsi, io vi faccio i complimenti, però per una volta dico, se non veniva detto, poi noi trovavamo un modo diverso di essere simpatici e geniali. Io avrei preferito che quella sparata non fosse mai stata, insomma, detta. Beh, però comunque non possiamo cambiare il passato, ce l'ha insegnato anche Doc, è pericolosissimo intervenire sul continuo spazio-tempo. E poi ho pensato, chi se ne frega? Allora, Francesco ti chiede perché ADN non vuole sfruttare giocatori come Lozano per fare una tournée tipo in Messico, cosa che amplierebbe il marchio Napoli. Queste sono quelle piccole cose, Guido, che io dico, non è detto che ti fanno vincere lo scudetto, ma è meglio farle, cioè sfruttare quei personaggi. Abbiamo Lozano per il Messico, adesso il mercato asiatico, va sfruttato il nuovo arrivo Kim. Secondo te il Napoli sta cambiando rotta in questo senso oppure si naviga a vista? Allora, è una domanda legittima, onesta, garbata e intelligente, a cui è difficilissimo rispondere, nel senso che noi possiamo provare a fare un ragionamento, ma per rispondere dovremmo stare nelle segrete stanze e vedere chi ha tirato di più dalla sua parte, nel senso che l'allenatore dice sì, ok, per la società è importante il fatturato, ma mi deconcentra, si rischiano infortuni, io preferisco fare 15 giorni da una parte e 15 giorni dall'altra, e quindi diciamo, ha avuto, come imponeva Sarri, no? Sarri era uno contrarissimo a questi circhi, e poi per contrappasso, la legge del contrappasso dantesca, Allegri diceva che noi facevamo il circo, quindi il circo alla fine è arrivato lo stesso pure a Sarri, e quindi oppure Chiavelli, quindi noi dovremmo sapere se pianificano e stabiliscono delle priorità, delle direttive, quelle che poi hanno, diciamo, maggiore peso, anche in base al peso specifico, perché casomai un allenatore come Ancelotti potrebbe avere, non c'è più un peso specifico diverso da Mazzarri quando è arrivato a Napoli. Quindi possiamo dire sì, forse non interessano De Laurentiis, forse sì, interessano, ma anche se sono strategiche
decidono che sono sacrificabili per il bene della preparazione, perché l'allenatore ci tiene molto a non disperdere energie. Andrebbe girata a chi effettivamente, avendo la conoscenza della programmazione, può darci l'unica vera risposta. Cioè, io posso ragionare in due, posso dire può essere questo è possibile, ma non posso dirti è così sicuramente, sarei un imbonitore. Stanno arrivando, io sto mettendo da parte molte domande interessanti. Nel frattempo che insomma non ho potuto io fare live, insomma il che fare era importante. Io ho sfiorato certi argomenti che amo approfondire con Guido, che ne sa più di me, anche perché ha avuto a che fare con De Laurentiis per altre cose che non riguardano il calcio, e che comunque ha più esperienza per quello che è proprio le aziende, l'economia, perché le ha studiate queste cose. Ci sono un po' di domande su questa offerta di 2,5 miliardi rifiutati. Benvenuto Alessio, iscrivetevi al canale come ha fatto Alessio. Di questa offerta rifiutata, secondo te è una buttata? Un pochino con tutta l'educazione che mi accompagnerà fino all'ultimo giorno della mia vita, tanti difetti possono avere, ma non questo. Però ci sono delle cose che non mi tornano. Mi ricollego, apro un attimo una parentesi brevissima. Oggi con Paolo Del Genio ho assunto tempi molto più congeniali alla live di Valerio. Pur non essendo un giornalista esperto anziano come tanti colleghi che sono insomma del settore, diciamo, però sono il giornalista più anziano per quanto riguarda la conoscenza di De Laurentiis, nel senso che esatto, quasi sicuramente che sia Iannicelli, Chiariello, Auriemma, cioè non so quanti si interessano poi in maniera così approfondita vicina. Quindi però De Laurentiis sì, quello che fa i film con De Sica e Boldi, quindi io diciamo lo conosco, ho quei 15-20 anni di vantaggio pure non avendo 70 anni, e questo mi ha aiutato sempre a non farmi mettere sotto scacco, diciamo. Ti rispondo subito. Come è possibile che quella che attualmente da ormai almeno 10 anni la società leader, ma leader per non distacco, per galassia, che è la Marvel, che è sotto ovviamente l'ala protettiva della Disney, non solo programmi con largo anticipo, ma programmi con largo anticipo la comunicazione della sua programmazione con largo anticipo, e quindi i vari panel alla Comic Con, eccetera. E attualmente, cioè dopo un periodo di crisi del cinema dove davano per morto tutto, la pandemia, loro hanno presentato la fase 5 e la fase 6 contemporaneamente, gabbando i miei colleghi che la davano per finita già nel 2010, è un fuoco di paglia, meno male, dal 2008 Iron Man, siamo arrivati al 22 e mi sembra che non solo non hanno crisi, ma si sono ramificati. Allora, come è possibile che se tu hai un leader indiscusso di questo settore, quello cinematografico, ma proprio indiscusso, che utilizza determinate strategie che sono non solo vincenti, ma a questo punto da capofila irrinunciabili, per la mia società non devo sapere nulla. Cioè io non so tutt'oggi, e sono del settore, di quanti episodi sarà composta questa famigerata serie che veramente spromette sul Napoli. Chi sono i registi? Chi sia almeno un attore? Cioè, non dico quanti minuti, se no dicono saranno 9 puntate da nuova Young Pop, Q-Pop, sono puntate da 45-50 anni. Non dico questo, ma quantomeno una stagione da 8 episodi. Cioè, tutto quello che attiene, perché poi il denaro, quando i giocatori non rinnovano, tutto ciò che attiene a certe cose sono misteriose, ed è l'unico caso, perché non è solo la Marvel, cioè di qualunque film viene programmato il trailer, il sito occulto, come sia, c'è una strategia di doverosa, perché stiamo parlando di soldi, comunicazione estremamente ramificata ormai nei vari settori, perché non è più il trailer cinema, c'è la convention, c'è il cose di viaggio, e noi non dobbiamo sapere nulla.
di questa cosa qui. E quindi per attrazione tu puoi dire pure che la tua società è stata richiesta 800 triliardi, però io vorrei conoscere il compratore, perché se la MGM che o la Fox che è passata anche quella alla Marvel, o quando Lucas vendette a 4,5 miliardi, stiamo parlando di un colosso, perché la Lucasfilm non era solo Guerre Stellari, ma è la Skywalker Ranch, è la divisione LTD per quanto riguarda la Light and Magic, che è l'industria leader degli effetti speciali, è la divisione LucasArts, che è l'industria leader dei videogiochi, è la divisione Sound Skywalker, che è un'industria. Quindi tu hai comprato non solo la library Indiana Jones, eccetera, hai comprato anche delle facility e delle conoscenze del settore. È stata pagata 4,5 miliardi. Può mai la firma essere valutata la metà senza avere la library della Fox? La library della Fox significa Il pianeta delle scimmie, significa centinaia di film, come l'MGM significa i film di James Bond, Rocky, eccetera. Ecco, la library della Firmauro è decisamente, e qua è il mio settore, permettimi Valerio, decisamente molto più modesta, anche da un punto di vista internazionale, perché voglio vedere a venderli a Singapore James Bond e Natale sul Nilo. Mi viene da ridere solo a dirvelo. Quindi io ci devo credere, però tutta sta segretezza ogni volta per quanto riguarda determinati comparti mi sembra quantomeno un unicum del mondo del cinema che facciamo solo noi, e che facciamo solo noi perché è perdente, perché gli altri grandi colossi o medi colossi, perché nel frattempo finisco, un genio come Peter Jackson rivoluziona il fantasy, fa il Signore degli Anelli, e Spagine non c'è solo la Light and Magic, e ha creato per effetti nuovi e veneristici, ha creato la Weta, e quindi l'altra adesso grande società che cura insieme alla Light and Magic, sono i due colossi, gli effetti speciali, e la Weta di Peter Jackson. E non è che la teneva segreta, cioè noi sapevamo il primo capitolo esce tot, il secondo capitolo esce tot, e questo ha generato profitto, hype, ha generato addirittura i tour. C'è gente, c'è una coppia di amici si è andata a sposare in Nuova Zelanda, dove hanno girato, noi segreto, tutto segreto, non sappiamo nulla di questo segreto. Mi pare strano, posso dire, almeno mi pare strano. Sì, quindi, sì. E io volevo che lo dicessi tu con questi particolari che io non ho nel mio bagaglio, proprio per ragionare, perché io dico solamente questo: ragioniamo, se ci sembra plausibile, ragioniamoci. Ringrazio Giorgio Mele, come Roberto Persico per iscriversi, ma Giorgio Mele per il suo supporto che mai è mancato. Veda, le do un consiglio per il prossimo campionato: non si faccia vessare né a casa né al lavoro e non si ingolosisca troppo. Vedi che poi diventano delle parole chiare. La Sicilia non se ne frega niente di calcio, ed è la vostra, diciamo, il vostro angelo custode, quindi non ci sa, già io non sono uno che si presenterebbe arrabbiato o di colpo incomincia a dire parolacce, quindi, ma anche se dovessi impazzire, lei veglia su di noi, avendo mio fratello non si interessa, l'amante non ce l'ho, e quindi prima mi devo fare l'amante chiedendo il permesso, ma io ci posso e a questo punto però non mi faccio l'amante che mi deve vessare, cioè me la vado a scegliere buona. Sto scherzando, perché non vorrei sembrare sessista con le donne. No, per quanto mi riguarda non ci sarà il pericolo, non solo che io sia vessato, ma soprattutto che vi trasmetta acredine, malumore, cioè ricordate, un minuto di gol, ce lo ricordiamo. Quindi possiamo star sereni. Sì, mi ero perso ma chiaramente ho colto l'ironia, all'ironia ho risposto con l'ironia. Ringrazio nuovamente Alessio Ludovico. Marvel nel cinema come Amazon nella vendita, fa questo paragone di grandezze. Ti sembra appropriato, ma no? Quando tu sei leader del settore, la difficoltà è mantenerti sempre, dice, ovviamente gli altri ti dice no, cavolo, dobbiamo fare lì. Dove è stata la bravura della Marvel? Che non si è mai fatta raggiungere, ha sempre rilanciato. Allora a questo punto quantomeno copia dagli altri. Ma ragazzi, permettetemi, tranne un caso nella storia, e sarò brevissimo, che si chiama Stanley Kubrick, saranno almeno 35 anni, anche di più, che noi conosciamo con un anno di anticipo le date dei film.
Cioè, stavano finendo di girare Spider-Man di Sam Raimi e annunciarono la data d'uscita del secondo, senza ancora sapeva che sarebbe stato un grande successo, no? Quando Harry Potter si spostò un anno, tutti i film si spostano. Quindi, cioè, non è una questione solo di Marvel. Io vi ho fatto l'esempio, ho detto prendiamo i leader assoluti, perché insomma, cioè, non prendiamo, l'esempio stupido sarebbe prendere una piccola casa di indipendenti, però questa cosa, che tu sia Marvel, che tu sia un altro, lo sai benissimo, ma con mesi di anticipo. Infatti poi si vocifera che il trailer di quello verrà fatto in coda o prima di Dune, perché Dune è Warner, quindi della stessa casa, c'è tutto concatenato e c'è uno studio giustamente altamente professionale. Noi siamo i geni, non si deve sapere, non sappiamo quante sono queste serie, perché lui dice ci sono quant'è che disse 500 persone che lavorano per me a Los Angeles e sono contento, no? Visto che ci sono 500 persone che lavorano a Los Angeles a questa serie, possiamo sapere quando uscirà, quanti sono gli episodi. Allora, non ci vuoi dire il compratore, però ecco, vedendo la valutazione di grossi colossi, perché nel frattempo la 20th Century Fox, che adesso non si chiama più 20 ma Century Fox, è una delle Big Five, cioè della Warner, della Columbia TriStar che è la Sony, se non sono comprati i giapponesi, della Paramount e dell'Universe, è stata acquistata, cioè, quindi non è una piccola casa, e ovviamente la 20th Century Fox all'interno anche sotto case, cioè la divisione del cinema indipendente della Fox si chiama Fox Searchlight, è quella di Little Miss Sunshine, per dire, no? Io non mi voglio fare una lezione di cinema, però mi pare strano che un colosso che ha una library di 100 anni, che ha un valore, venga annunciata, perché fu annunciato, c'è questa proposta di acquisto da parte della Marvel, perché poi ci doveva pronunciare l'antitrust, eccetera, e invece lì nessuno lo deve sapere, l'antitrust non deve sapere nulla, è quantomeno è illogico rispetto a quelle che sono le regole del mercato del mio settore, per me. È chiaro, è chiaro. Fammi rispondere a Rafael, amico Giorgiano. You're now in Italy. I can buy tickets at Dana the Sport match, and how much money? So, for what I know, and ragazzi, voi potete rispondergli se sapete di più. Credo che si possa comprare anche sul Facebook del Napoli, se non hai Sky. If you don't have Sky Soccer, Sky Calcio, Rafael, I think you can buy the match. Is on pay-per-view, also on Facebook official Napoli page. I don't know how it works, and people from the chat will tell you more. But yeah, I think you can buy that on Napoli Facebook, which is a little, è un pochino così, evitabile, ma queste sono sempre le mie. Poi comunque Valerio, visto che mi hai fatto, scusa, una domanda seria, e se non sono stato preciso, amiche belline, mi sembra quantomeno non plausibile da un punto di vista logistico finanziario, nel senso è come se io dicessi che ho offerto 5 miliardi per comprarmi tutto il pacchetto della Exor, a parte che sarebbe è difficile perché nella Exor c'è l'editoria, non c'è solo la Juventus. Ho detto no, mi hanno offerto tutto, però diciamo che è plausibile che la famiglia, dove c'è l'Iveco, la Fiat, Chrysler, cioè, sono che dice l'Espresso, Repubblica, c'è un mondo di quel. Però formalmente io potrei farlo, nel senso quantomeno non vado nel conflitto per quanto riguarda le regole del calcio, perché hanno solo la Juventus. Già implausibile, perché tu stai dicendo io ho offerto tutto per una cosa che comunque l'acquirente l'anno dopo sarebbe costretto a vendere. Ormai manca poco, no? È possibile che una persona interessata al cinema sia anche interessata al calcio? Sì, non è una cosa impossibile, detto, però non è nemmeno scontato. Ma se è interessato al calcio, quale delle due squadre, visto che comunque c'è questa regola che ad oggi poi sarà abolita, però ad oggi c'è, è in vigore e non se ne parla di involire. Ci sono tanti se. Con questo non sto accusando nessuno, però sono dei se
che per onestà che noi portiamo sempre nei confronti delle amiche, degli amici bellini e anche dei passanti che ci seguono, ecco, dobbiamo porci, altrimenti non ci accide nessuno e tutte le cose là e tutto a posto. Ringrazio Polly che mi tiene il conto, ragazzi, sono pochissimi, sono un po' deluso dai vostri pollici o dai vostri indici, il like è gratis e quindi quello che sta succedendo in questa live veramente non so che dire. Riprendiamo, visto che abbiamo parlato di leader nei vari settori. Claudia ci chiede quali sono i leader tecnici e di spogliatoio a cui dovremmo affidarci nella prossima stagione, chi terrà unita la baracca nei momenti difficili. Guido, io ho fatto estendo questa domanda, mi è sembrato, e posso sbagliarmi, che la reazione di Osimhen nei confronti di Spalletti è fallo, cioè stai facendo un allenamento così, mi è sembrata esagerata, esagitata, quasi come se lui volesse dire adesso non c'è Mertens, non c'è Insigne, non c'è Koulibaly, parlo io, cioè voglio fare io il leader che mi impongo anche sul gruppo. E poi questa anche domanda sa capire domanda, poi anche sa capire, stai calmo. È molto più intelligente di quanto uno non possa pensare a un primo sguardo. Concedimi una spiegazione. Sì. Un bellissimo libro, molto di più che un romanzo di formazione, che è Il Candido di Voltaire, un grande filosofo, che prende un po' in giro come se fosse una legge di Murphy anticipata, no? Più le cose vanno male al Candido, più dice questo è il migliore dei mondi possibili, questo è il migliore dei mondi possibili. Nel migliore dei mondi possibili, nel migliore dei calci possibili, nel migliore dei Napoli possibili, noi potremmo dire che una squadra potremmo comporla nella parte principale 45% almeno di forza giovane, cioè di ragazzi giovani che si mangiano l'erba, cioè una parte consistente, diciamo un 35, della parte media, no? Lo Zelinski di turno, cioè di chi è da tanti anni in squadra, è una parte residuale ma non trascurabile, importante, dei senatori che sono importanti. Nel migliore dei mondi possibili tu devi essere bravo a non avere mai vuoti, nel senso che è chiaro che poi i grandi vecchi lasciano e quindi diventeranno i vecchi gli Zelinski, e i giovani che si mangiano adesso diventano gli Zelinski e quindi nuova forza. Devi avere questa scientificità dell'equilibrio nel ricambio e non avere mai dei vuoti. Noi avemmo, ho chiesto un attimo un vuoto quando lasciarono al compagno in aereo quello, compagno in aereo, perché in poco più di 6 mesi Albiol, Reiner, Hamsik, Giorgino, tutti quanti. I nuovi leader, che non erano tanto male, avevano 2 difetti. Il primo, quindi Allan, Caglion, Mertens, Sinch, tutti e 5 erano in scadenza di contratto. Grave errore, perché qualcuno poteva dire inutile che tu mi cazziei, che l'anno prossimo non ci sta. E forse avevano bisogno, pur avendo le stime di avere grandi, diciamo, qualità umane e caratteriali, di qualche mese per carburare e si sono trovati investiti e poi c'è stato l'ammutinamento. Io sono sicuro, Valerio, che oggi Insigne, non perché adesso voglio fare quello che parla in passato, avrebbe una maturità tale che molte cose che non ha affrontato benissimo quando è stato eletto capitano non succederebbero, ma perché ha maturato altri 2 o 3 anni. Sono sempre esseri umani. Chi sono adesso i leader? Ci troviamo purtroppo di fronte a questo vuoto enorme perché hanno lasciato tutti e come io vi avevo preannunciato quando vi feci vedere non solo le presenze, disse ma posso affidare le chiavi dello spogliatoio a Di Lorenzo? Allora perché è intelligente questa domanda? È intelligente perché sfatiamo un luogo comune. I leader non servono perché devi raddrizzare la baracca quando le cose vanno male. I leader servono perché le cose debbano andare quasi sempre bene, perché parliamo di 25 ragazzi che durante la settimana, sai, i loro problemi personali in campo, una cosa, immediatamente avrebbero 50 ragioni al secondo per litigare. Quindi i leader servono
per non farle quasi mai litigare, perché poi nel corso della stagione, non so se sono stato chiaro, c'è un momento, vedi la partita con lo Spezia, dove tutto ci sia storto, dove le cose vanno male, e chiaramente lì uno deve essere bravo, il leader, l'associato allenatore, per accorciare i tempi, per non far sì che un periodo di crisi duri troppo e ti costi tanto punti. Ma il problema è che queste persone servono preventivamente per far sì che nessun elemento diventi sempre un elemento scatenante, come poi l'imprevisto, come al giorno d'oggi nella vita, ti si rompe il telefono, Valerio quando si è rotta, succederà, no? Quindi questa è la vera chiave di lettura, servono per far andare quasi sempre bene la baracca. E la mia risposta dall'esterno, secondo me, paradossalmente, che ha pochissimi presenti, il vero leader del Napoli, quello che poi uscirà fuori come carisma, come saggezza, come autorevolezza, è Juan Jesus. Sì. Perché è diventato tutto scuro qua? Non ho capito. Però scusa se questa volta sono stato lungo, però ho detto è una domanda veramente interessante e spero di aver passato tutti i passaggi di questa cosa. Chiaramente le squadre non lo puoi fare col bilancio 45-35, però la programmazione è anche questa, far sì che tu non ti trovi in 1 o 2 stagioni dove c'hai un tracollo, tutti giovani e via di mezzo, quello che stiamo avendo adesso. Noi abbiamo adesso tutti giovani e via di mezzo e il grande vecchio Zelinski che fosse parte. È un rischio. Certo, non lo so la luce che è successo. Ricordo agli amici, perché ho letto che l'amico Giorgiana ha detto che Kvara è il nuovo Maradona. Non sanno cosa significa Maradona per noi, quindi siate buoni, spiegateglielo per bene che Maradona non può essere paragonato a nessuno, ma è giusto che lui la veda così. Lui deve, il tifoso ha il suo idolo e deve puntare a essere il migliore del mondo. Tra l'altro Kvara ha detto che gli piace Cristiano Ronaldo, quindi il paragone non ci sta nemmeno. Francesco Fucci da Barcellona Azzurra: qualità del tifoso del Napoli: tattico, tecnico, medico, fisioterapista, psicologo, economista, esperto di comunicazione, relazioni pubbliche, consulente, esperto di bilanci societari. Francesco, questo in generale noi lo vediamo per noi, per i tifosi del Napoli, ma credimi che tutti i tifosi di tutte le squadre stanno entrando nei dettagli di tutte le cose, perché il mondo è diventato così. Adesso abbiamo accesso a degli studi e a delle cose. È chiaro che molti la buttano come a caso, altri invece parlano per cognizione di causa. L'importante sarebbe parlare di cosa si sa e non a caso. Questa è la cosa Posso importante. dirti una cosa, Valerio? Sì. Per una volta non sono d'accordo con un amico Bellino, mi spiego. Cioè, epidermicamente non puoi che essere d'accordo, cioè un'affermazione anche qui non esente da ironia, che punta l'indice su un difetto. Però sarà per la deformazione professionale del cinema. Sapete, il cinema ti costringe a accettare il fatto nella vita che ci sono più punti di vista, non perché solo un film può trovarsi in condizione dove ti fa vedere la stessa scena da diversi punti di vista, ma perché è proprio un'arte che ha un punto di vista, nel senso che se io dessi a tutti voi presenti adesso al canale la stessa sceneggiatura, non so quanti siamo, ma mi realizzereste 500 film diversi. Certo. Allora, questo cerco sempre di andare, non dico in profondità, ma non fermarmi alla prima schiera. Noi abbiamo un problema adesso col calcio, e il Napoli non è esente, che dovremmo ritornare alla centralità della parola, che abbiamo perso, nel senso che non è solo un fatto di emotività, Valerio, oppure che tu ti fai trasportare, per noi è sempre rigore e gli altri no, è proprio che la gente si è rincoglionita. Vi spiego con un esempio. È grave che un collega dica palo della luce, non solo per la mancanza di rispetto nei confronti dei giocatori che è arrivato in Serie A, perché non è un frutto di rendolo e non è una mancanza testile, cioè non è un falegname, è trovarlo un falegname di questi tempi, nel senso una persona che dedica il suo tempo, la sua professionalità a un altro tipo di mestiere e poi la sua famiglia, quindi ci può stare che non abbia una conoscenza approfondita della tattica e della tecnica. Allora, noi che siamo, io no, sono l'ultimo della ruota del carro del calcio, diciamo gli addetti ai lavori avrebbero, e sono anche pagati, le conoscenze per dire Bakayoko sta
tendendoli a te, sta deludendo, e devo andare in profondità, sta deludendo, e qua permettimi, esce fuori che sono un critico cinematografico, sta deludendo perché, ad esempio, perché è sempre in ritardo sull'azione. E quindi nella fase di non possesso non ne facciamo filtro, a volte fa un fallo inutile, anche pericoloso a ridosso dell'aria, e nella fase di proposizione perdiamo un tempo di gioco, perché ancora non ha capito come si difende il vertice basso nel 4-2-3-1. Cioè mi devi spiegare perché sta deludendo secondo le nostre aspettative. Se tu dici Paolo della Luce, poi hai una schiera di tifosi deboli, che non sono gli amici e gli amici, chiamano al telefono e il re è un citofono e quello è Paolo La Luce. Abbiamo creato una serie di cerebrolisi. Altro esempio, tu non puoi dire il presidente è un visionario, e la gente poi sente perché non abbiamo un visionario, e ci sono i papponisti, invece qua a chi tocca De Laurentiis, perché non sai in italiano, e tu sai a chi mi riferisco, la parola visionario. Allora, James Cameron è un visionario, cioè visionario è chi ha una visione delle cose che va oltre l'orizzonte comune. Quindi io mi immagino qualcosa che non è mai stato fatto al cinema, vado a vedere Terminator 2 e tutti noi, quando il Team 1000 si liquefa, entra nell'elicottero, perché non era mai stato fatto. Cioè, quando lo spiegò a quelli di effetti speciali, ma tu sei fuori, ho detto una cosa che non si può fare, me la dovete fare, perché io l'ho vista nella mia testa. Allora, quando De Laurentiis dice certe cose, non è da attaccare, è da correggere, Presidente. Questo è l'errore. Dovete attaccare voi giornalisti, no, da correggere. Dice, io avete visto, vedi un visionario, perché lui, Platini, non è un visionario, non è una visione, è una denuncia. È italiano, Valerio. È come se io vedessi un ragazzo che ruba un motorino, lo segnalo ai carabinieri e tu vieni in trasmissione, guidi un visionario. No, ha denunciato un furto. La persona che aveva quel motorino, meno male non ha perso più il motorino, però Polli direbbe non ha risolto Guido il problema del decongestionamento del traffico, non ha avuto una visione di quella dell'organizzazione del traffico, perché visione, e questo significa in italiano, quello è una denuncia. Quindi semmai De Laurentiis ha denunciato un malcostume degli affari del UEFA e della FIFA. Allora noi ci stiamo abituando a un utilizzo delle parole in italiano, giustificato perché uno è tifoso, totalmente errato. Totalmente errato. E stiamo creando, e lì allora sì do ragione all'amico Bellino, una schiera di tifosi che sono facilmente tra l'altro manipolabili e facilmente a rischio infelicità, che dicono cretinate, ma cretinate in italiano. Per me può anche dire no, di balance è tuffato, va benissimo, ma non possiamo prendere una parola in italiano che ha un suo significato e darlo un altro, perché nessuno di noi direbbe a una persona mi passi una sedia che devo far sedere, un'altra indicando un bicchiere, perché ci sei un imbecille. E perché nel calcio invece stiamo accettando questo? No, questa è una domanda che faccio a tutti noi. Proprio bene. Angela ti chiede, secondo te chi tirerà i rigori? Kvara ti sembra quello giusto? Un'altra domanda, chi vorresti come vice capitano se dovesse andare via Zelinski? Tra l'altro aggiungo, non lo so se Zelinski è attualmente vice capitano, secondo me Mario Rui, dando la sua... E questa, Paolo Del Gene è stato troppo buono, troppo soft. Attualmente è vice capitano. Io spero sempre di sbagliarmi, non perché sono una Cassandra. Io ormai ho abbracciato nella mia vita, e quindi perché non nel calcio, la logica di tutti. Quindi per chi non mi conoscesse dice no, anche no. Io ho avuto la certezza assoluta, ne parlai con il mio amico interista che adoro, che vince le scommesse, grazie a mio, ho detto, quando Giuffridi disse quella cosa di Lorenzo prima, ha detto qua avremo un problema, vedremo che questo me lo fa fare capitano. E nella live poi non potetti intervenire, non ci fu modo dei tuoi amici, tanto disse secondo me Zelinski, Mario Rui. Però dissi ci sono 3 ragioni, fatemele esprimere. E le ragioni erano abbastanza evidenti, nel senso la società non può contraddire la sua storia da quando è tornato in Serie A De Laurentiis, c'è anche una questione insomma di ingaggio, è più alto quello di Zelinski, è anche una questione di responsabilità, no? È lui il demandato da AMS, ci sono tanti equilibri, perché altrimenti rischiamo che è una scelta dettata anche da equilibri extracalcistici se va via Zelinski, la persona con più presenze è Fabian Rui, di 2 più mi sembra di Mario Rui, che è però a rischio partenza. Avere tutti e 2 capitani, Mario Rui e Di Lorenzo,
ragazzi, sono centri di potere che si faceva anche nelle elezioni dell'istituto scolastico, non sottovalutate. Questa non è perché io sono perfido, è che poi succedono gli ammotrinamenti. Vediamo, per ora sono Di Lorenzo e Zelinski. Io lo accetto, ripeto questa cosa, ma non accetto che Spalletti mi dia poi una motivazione che non sia supportata dai numeri, perché poi mi crea un disagio. Cioè io come mi presento da te e dire sì è vero Valerio, sono d'accordo, e dico no, perché poi qualunque tifosa va su Wikipedia, vede le presenze e dice beh, pure Guido che ha fissato quei numeri si è dimenticato che sono 281. No. Sui rigori Spalletti ha detto che li tira lui, vedremo, perché poi una cosa in allenamento, una cosa la freddezza in partita. Vedremo chi parte, perché qualcuno parte in questi giorni, ripeto, tra Petagna, Younes, Zelinski e Elmas, uno se non due. Ovviamente lui si riferisce sempre a un asso, ogni tanto lo chiama Younes. Scusa, No, vabbè, io ero innamorato di quel ragazzo che ha reso di meno di quanto doveva rendere, forse caratterialmente. Quello è con la Y, Younes, quello ho un ass, scusa, perché alla francese. No, beh, io adesso ho esagerato io con Kvaratskhelia. No, mi devi rimproverare, e ho apprezzato il tuo video perché non è corretto che sbagliamo. Io in buona fede, nel senso che mi riferisco, ma so che è l'altro giocatore, però dobbiamo dirgli molto bene i nomi. Nel limite del possibile, perché lo so che poi specialmente quando sono proprio ceppi linguistici diversi è difficile, mi rendo conto. Ringrazio Andrea Piezzo che si è iscritto, si è abbonato al canale. Anche tu, amico mio, scrivimi in privato o su Instagram o su Telegram @ValerioFluido e ti aggiungerò personalmente al gruppo dedicato agli abbonati. C'era una domanda di Valentina, poi tra l'altro Guido vabbè, io non ti voglio trattenere, quando anche tu vuoi andare me lo dici immediatamente, io sono ancora una mezz'oretta di autonomia, quindi lasciate i like. Premesso l'affetto enorme per Insigne, secondo voi abbiamo guadagnato qualcosina in più a livello tecnico-tattico, quantomeno di soluzioni rispetto all'anno scorso sulla fascia sinistra? Secondo lei sì. Dobbiamo vedere il campionato non è amichevole e dobbiamo vedere tra la tara, tra il dare e avere, nel senso che tra l'aspetto della fase attiva, propositiva e quella di copertura, perché poi Caion era così bravo e insostituibile, ma quante palle intercettava sulla tre quarti nostra offensiva o addirittura sulla quella di quanti gol abbiamo evitato, quindi è presto, perché poi il nostro campionato è esasperatamente tattico ed è anche esasperatamente frammentato e falloso. Il casomai perché determinati giocatori, pensate ai Vargas eccetera, Dumundo, i giocatori della Roma del passato brasiliano non si sono adattati, perché lì il gioco ti fanno fare tanti metri, non ti buttano a terra, e tu li vedi su YouTube adesso, dici, ma l'ira di Dio. Il campionato italiano, quante volte noi non riusciamo a godere in 2 secondi di un'azione. Quindi calma, perché non è che Gasperini di colpo mo è diventato Klopp, sempre Gasperini i vari cali. Noi stiamo cambiando un po' la pelle, questo sì, a questo Napoli, e un po' mi preoccupa perché nel DNA noi non siamo stati storicamente brutti, sporchi e cattivi. Saremo in grado, perché poi tu devi essere anche in grado di farlo, di fare questo cambio. Vediamo, no? Sembra che stia nascendo un Napoli muscolare. Se poi ti ammoniscono mezza squadra in 20 minuti, questo è il problema. Non so, Azzurro, a cosa ti riferisci? Chi mi copia su YouTube come nome, come target, come format, non lo so. Se ti riferisci sempre alla questione Caffè Napoli, l'ho spiegata ampiamente. Per una questione di algoritmo abbiamo diviso i nomi, quindi siamo più riconoscibili e non c'è problema. Giuliano ti chiede: ADL ha rimesso in mezzo il discorso stadio e un tavolo di intesa con Palazzo San Giacomo. Dobbiamo crederci. Guido, tu stavi accennando al fatto dei tornelli. A domanda precisa bisogna essere il collega Carlo Albino.
aveva fatto la domanda precisa stavolta, c'è il contenzioso con il comune, era un po' sficolato De Laurentiis come risposta. E lì devi essere bravo, perché uno deve la dire, devi dire, però non mi questa risposto. non è più, sì, per il fatto dei tornelli, a parte che siamo andati a leggere quanto abbiamo il contenzioso, non è una notizia, non è cronaca, è preistoria. Se vogliamo fare il Discovery Channel, possiamo fare la puntata sui dinosauri, su Cavalieri della Tavola Rotonda, che sono tra l'altro argomenti, posso assicurare, affascinanti e molto ramificati, perché poi si scoprono nuove teorie. Però ecco, di nuovo l'italiano, una cosa è la notizia, una cosa è la cronaca, una cosa è un'analisi, una previsione, questa è preistoria, che non ci interessa più. Allora io ti lancio una proposta, perché poi tu sei un mago di YouTube, hai, diciamo, raffinatezze tecnologiche anche di come gestisci informaticamente, graficamente il canale, e mi è venuto in mente in macchina, tornando a casa, non è preparata, Valerio mi potrebbe adesso amabilmente mandare a quel paese, sappiate. No, sono curioso. La mia proposta, Valerio, siccome poi avremo queste domande del stadio, vai, poi se vuoi te la dico io, andiamo a prendere la data di acquisizione, la data perché sul prezzo è variabile, su quanto sia stato pagato questo famoso fallimento del Napoli. Consideriamo tutti i giorni fino ad oggi, quindi non so, 1100 giorni là, e da oggi fai partire non un countdown ma un conteggio. Quindi ogni volta che Valerio che è progressivo, continua ogni giorno, quindi ogni volta, non so se riesce a farlo, si può fare, infatti temo un vaffa, ci colleghiamo con Valerio, io sarò sempre meno presente così non vi annoio, no? Però voi avrete questo contatore, no? Tipo 2753, nuova live dopo la partita, e non sarà 74 perché sarà passata una settimana, e saranno i giorni che Napoli è senza uno stadio di proprietà. Poi ne devi fare 2, l'altro, buonanima di Diego, e speriamo, e lasciamolo in pace quel ragazzo, il giorno della morte di Diego Armando Maradona, altro conteggio, i giorni che diciamo sono passati dal mancato museo, e li lasci sempre inattivi, in modo tale tu hai avuto una soluzione, secondo me, che rasente alla genialità, quando hai tolto il terreno sotto i piedi dai volgari col TVB, no? Ecco, non ho la tua genialità, però questi 2 countdown, che poi non sono countdown ma sono conteggi continui, countdown sarebbe, mancano 50 giorni e finalmente l'inaugurazione dello stadio, quindi scusate, è un errore mio. Ecco, chiunque adesso venga e faccia questa domanda, lei fa: stai leggendo? E si può fare anche un terzo con la figura dirigenziale, perché un amico mi ha scritto, e l'ho letto prima, non l'ho cliccata perché stavamo parlando di altre cose: vi piacerebbe Fabio Cannavaro come figura di me? Certo che ci piacerebbe, ma da quanto tempo non c'è una figura come Fabio Cannavaro, che poteva essere il Pampa Sosa, che poteva essere... Allora vi dico alcune qualità di Fabio Cannavaro, senza sia campione del mondo, uno dei sorrisi più belli, ce l'avessi io quel sorriso, i denti splendidi, con Ferrara hanno un'associazione di beneficenza attiva a Napoli, mi sembra Giano, esperienza, ha studiato con Lippi, è prodotto del vivaio del Napoli, per questione di bilancio fu costretto ad andare, fu venduto per equilibrare il bilancio zoppicante del Napoli al Parma, lo sappiamo, ma chi è quel folle che per le qualità umane, per la carriera calcistica, per l'amore che continua a avere per il territorio, per la beneficenza attiva, non vorrebbe Cannavaro come dirigente? E permettimi, anche per la credibilità, se alza il telefono, una carriera di alto livello, anche per stare in campo. Per i difensori è più difficile perché qualche fallo in più ti scappa, quindi sì. E perché non è ancora stato fatto, Valerio? Addirittura, allora, se ti è piaciuta questa idea, non so se ti invito. Così poi, gli amici bellini poi si fanno ingolosire dall'idea, dice possiamo anche mettere la spina, se potremmo fare l'elenco alla Salvini delle cose, è bellissima sta cosa, è troppo bella. A Marat, che esatto, lui napoletano di adozione con origini dell'est Europa, dell'Asia,
è vero che i ceppi linguistici sono differenti, però non ci si può sempre difendere dicendo che è complicato. Hai perfettamente ragione. E come hai detto, risultiamo provincialotti. Il problema è che questo non voler dare importanza al nome di una persona rende gli individui sia superficiali che antipatici. Hai 100%, you are, perché in inglese sei tu, un 100% ragionevole, hai ragione. E questa è una delle cose che mi aveva dato più fastidio quando per esempio Lombardo prendeva un po' in giro il politico di Maro. Non si fa, sì, non si fa. Era una figura istituzionale, tra l'altro, in un tavolo istituzionale. Abbiamo Lombardo qua, vedi Guido, un amico che interpreta no, non si fa Lombardo, questo lo devo. Un dirigente o un dirigibile o un salvagente? Sono ufficialmente ingolosito. Il Napoli Channel, anche quello è un bel count-up che si può fare. Si disse tanto tempo fa. Io quanto ci metto a fare la Napoli Web TV? È vero, è vero. Bello tantissimo. Ma vedi, permettimi un'autocitazione, perché non l'abbiamo affrontato, perché tu non vuoi far litigare a nessuno. Tanti live fa feci un esempio su una cosa che a me non piace, di quando alcuni colleghi vi danno una sentenza assoluta basata su quelli che loro danno dei numeri, delle convinzioni, eccetera, ed è esattamente il contrario. Mi ricordo in quel caso l'esempio c'era stata la famosa gomitata di Ibrahimovic in Napoli-Milan, no? Che più di un collega, anche con Salto, ho detto non può essere espulsione perché Ibrahimovic non è un giocatore violento, che già di nuovo, Valerio, vedi in italiano, non ha senso, perché io potrei essere un giocatore che non sono mai stato violento, sono calmissimo, però quel momento mi è sbroccato, come si chiama? Vedi Zidane, la capozzata. Allora Zidane è universalmente conosciuto un giocatore correttissimo, però quella capata gliela diede. Perché, stesso no? Totti con Balotelli, no? Totti non era quella volta. Il punto è che questo scemo che vi parla si andò a prendere tutti i dati degli ultimi 20 campionati, dei 5 campionati maggiori, e risultò che Ibrahimovic era nono nella classifica dei bad guy. E vi feci questa domanda, io me lo ricordo, vi feci questa domanda. Per esempio, ho detto: non viene mai nominato un giocatore, non più, tra l'altro non viene proprio più nominato, ma non viene mai nominato questo giocatore come esempio di correttezza. E mi dissero tanti nomi, e poi dissi no, è Raul del Real Madrid, che non è mai stato espulso, è stato 3 anni e mezzo senza prendere una munizione, e dice vabbè, nel Real Madrid sei un po' protetto. Scusate, sì, però sei anche nel Real Madrid, giochi partite ad alto tasso di adrenalina. Conferenza stampa di addio di Marcelos, che mi sembra anche doverosa, e tra i tanti capitani e tra i tanti allenatori, parlare del Real Madrid, del Gote, e ha avuto tanti, lui però piglia e nomina Raul come l'uomo che l'ha aiutato molto, ha aiutato la sua famiglia, come uomo, come esempio, e non per i gol meravigliosi. È stato per anni e anni, prima che lo battesse Ronaldo, il record in Europa. Io ho sorriso perché ho detto, vedi, tante cretinate, le amiche e gli amici di Ballini, Valerio, con molti mesi di anticipo. Questa cosa non la sto citando come atto di vanità, di vanagloria, mi ha fatto molta tristezza, non assolutamente per la bella conferenza di Marcelo e Raul, perché ho detto, vedete perché il Real Madrid anche per questa ragione ha 14 coppe in bacheca, perché con quella conferenza omaggia un suo campione, anche se pure lì non si sono accordati, poteva prolungare, vai in scadenza, omaggia una famiglia e ha omaggiato una seconda leggenda, e cresce gli hype, i contatti. Noi, questa società, l'unica leggenda che abbiamo avuto, Maradona, come l'abbiamo omaggiato in vita e adesso è morto, e poi siamo noi che vogliamo il male nato. Un giocatore che comunque a questo punto non è di passaggio come Mertens, perché qualche record l'ha fatto, non ha avuto la dignità, non lui, cioè la dignità nel senso che non gli hanno concesso la dignità umana nemmeno di poter avere una conferenza stampa di saluto. Ma sono 2 anni che viene insultato da tantissime testate, che a questo punto o è accanimento terapeutico oppure è una fissazione. Però vedi, questa è una delle tante ragioni. Ho letto pure la domanda delle magliette, cioè, allora questo no, 100 no, però pretendi di vincere lo scudetto.
Ecco, la conferenza stampa non entra nel budget, non c'è il fatturato, non c'è Amazon, come si chiama, è un atto dovuto, a questo punto è raramente, ma è un atto dovuto a lui, alla famiglia, a se stesso, ma un atto dovuto, permetti Valerio, alla stessa grandezza della società. Perché, e adesso vi do una mia teoria che è contraria a quella di tutti, perché viene sempre detta anche al San Paolo, possiamo dire stasera, Valerio, e mi tolgo per sempre dalle scatole, che conta solo la maglia è una delle più grosse cavolate che possiamo sentire nel calcio, quasi come quello che disse che noi eravamo fuoriviti a Liverpool, che avevamo 2 risultati su 3, cancellando 100 anni di calcio. Conta solo la maglia, quindi Maradona ha lo stesso valore di Baiano, quindi Fidelef ha lo stesso valore di Hai ragione. cioè, sono i giocatori che fanno il blasone di una società. La società rende questo blasone continuo nel tempo, ma è una cretinata. E una grande società riconosce i giusti meriti ai suoi campioni, sia a livello umano che a livello professionale. Io questa cosa oggi non ce la faccio più, ci tenevo a dirla, perché non la posso più sentire con hai ragione. Quindi da oggi possiamo dire che Maradona conta quanto Zalageta, perché conta solo la maglia. Però poi abbiamo le contraddizioni. Maradona, noi abbiamo avuto il più grande di tutti. E no, non abbiamo il più grande di tutti se conta solo la maglia. Un po' di no, io te la integro, sai come? Quando ho fatto il video sull'hype, sulle indiscrezioni sulla maglia, no? Solo la maglia, eccetera, eccetera, ho detto, ma quale? Perché anche sulla maglia, ovviamente, il tifoso... È una di quelle cose che il tifoso vuole vedere subito e presentata in ritardo non ha alcun senso. E chi ci metti dentro, te la integro così, cioè è come la presenti la maglia con quali giocatori dentro, perché la maglia da sola sta appesa al muro, cioè non dà emozioni necessariamente. Se ci metti dentro un giocatore che crea, che è un idolo per i più giovani, perché adesso io mi sto fissando su questa cosa dei nuovi tifosi. Quelli vecchi saranno tifosi sempre, ma i nuovi come li fai? Il tifoso danese è diventato tifoso del Napoli perché all'epoca c'era Maradona, Careca, Giordano, e cita Giordano, e ci tengo tantissimo perché tutti quanti Careca, Giordano disse quel Napoli era fortissimo, mi sono innamorato. Il Napoli ha problemi nel vendersi all'esterno. La Roma che ha combinato per Dybala, atmosfera unica. Ma bravi loro, mica puoi dire io che non sono invidioso mai di nulla della vita, quando vedo una persona brava, una persona che ha talento, una persona che ha avuto una buona trovata, applaudo e imparo. Quindi questo mi sento di dire, no, non rosico per dire. Però riflettiamo, cioè noi non abbiamo concesso nemmeno la dignità di una... lì, no, ripeto, non c'è budget, non c'è cosa, c'è un microfono a Castelvolturno e un saluto, ma questo è reiterato perché anche per Hamsik, anche per Maggio, cioè, ed è il nuovo, ricordiamoci la festa, lo scudetto, che era un po' tristino, i 30 anni, lo stadio chiuso, le vecchie glorie che non possono entrare, il comune dice no, ma noi lì però lo so, sarebbero le cose da dire. E sono tutte cose che erodono poi la passione, perché poi ci sono dei tifosi che moriranno, sono forse quelli più vecchi, però ci sono giovani generazioni che andrebbero un po' coccolate. Sì. Purtroppo vedo anche tanti cinquantenni. Oggi il mio Ferramenta diceva: Guido, sai che ti dico? Perché tu sei sempre un facile, dai un calma, ottimismo, non ci fai, però non sono arrabbiato. No, ma ha detto una cosa più triste: non sono arrabbiato perché tu ci tieni calmo con le tue... mi sto disinteressando, che questa per me è stata molto più dura, perché se fosse stato arrabbiato o scocciato, almeno sono sentimenti forti dove tu puoi lavorare e ritrasformarli in passione. Invece il disinteresse è uno spegnimento. È chiaro. Ovviamente, ragazzi, per quanto riguarda Palomino, il caso chiamato in questo caso Atalanta, l'ho accennato a inizio live. È una cosa che insomma in tempi non a cena, Valerio, che cosa fa? Come Suarez, cosa? Quindi non fatevi magari alla pizza da Briatore, cioè, tranquilli, tutto a posto. Perché probabilmente Raffaele si riferisce
perché dice Atalanta e non dice Palomino, perché la squadra dovrebbe poi anche essere ritenuta responsabile. Invece al momento noi registriamo squalifica preventiva per il giocatore e poi si dovrà L'Atalanta sapere. è una squadra che è stata chiacchierata, però non sono mai stati fatti questi controlli e qui ci fermiamo. Il passato è passato, non puoi cambiare quei punti, ci sono tante cose che vanno in maniera disordinata nel calcio italiano. Da solo la maglia, solo le 13. Bellissimo, io adoro. Mi ero quasi dimenticato quanto sono belle le live con voi. Eugenio, sì, in inglese parla Kim, perché molti si stanno chiedendo, visto che non è stato presentato Oliveira, stiamo proprio affrontando questi discorsi qua, ragazzi. Adesso la presentazione di Kim dovrà essere all'altezza. Noi abbiamo visto che a volte i traduttori, le traduttrici che vengono chiamate dal Napoli per aiutare come interpreti traduzione simultanea non lo possiamo dire tranquillamente, è una cosa difficilissima, ma non sempre sono all'altezza della situazione, ed è un peccato. Valerio, è la stessa cosa che capita a me, la stessa cosa, cioè è una questione di organizzazione. Mi spiego, non è detto che tu che conosca perfettamente l'inglese puoi starmi accanto per quanto riguarda una cosa di cinema, perché traduci letteralmente. Infatti ormai io i sottotitoli me li faccio io di tutti i film, non mi fido più nessuno, anche se si trovano su internet. Non solo perché ho fatto il latino, non solo quello lì il latino, però non dico ogni trasmissione Catone il censore, la traduzione a occhio, cioè, e quindi hai una forma mentis, ho fatto latino e greco, non solo latino, perché poi devi avere una conoscenza dei termini cinematografici oppure del linguaggio cinematografico che si utilizza nei film, e infatti a volte vedi delle sbroccoli enormi. Nel calcio ho detto lo stesso, no? Tu puoi essere un ottimo traduttore interprete, però a volte è capitato non che non ne fossero bravi, immediatamente percepivamo che erano gente che non si interessa di calcio. Se te ne accorgi subito che non è un difetto nella vita, diventa problematico se tu chiami una persona a fare una conferenza stampa di una partita di calcio, perché se chiamassi mia madre pure lei farebbe questo errore. Però se la chiami a fare una conferenza stampa per quanto riguarda l'enogastronomia del vino, vale il contrario. Questo è l'errore, perché poi non è manco giusto offendere dei seri professionisti. Si era ammalato, si è reso indisponibile all'ultimo, tutte cose che non sappiamo. Però ti posso assicurare che capita spesso anche nel settore, e uno dice: ma perché non chiamate cavolo uno che viene dal mondo del cinema? Perché eviteremmo degli errori enormi, perché poi certi termini non solo i false friends, no? I falsi amici, è che proprio ci sono delle frasi che nel cinema sono quelle dei movimenti. Cioè, ti faccio un esempio: una volta uno tradusse Dolly e purtroppo non c'ero io, con pecora. Allora il Dolly è chiaro che Dolly è pecora, ma invece il Dolly tu lo devi lasciare Dolly nel cinema. La pecora Dolly. Non ha colpa perché la traduzione è corretta, Dolly pecora. Non sappiamo perché, è una reazione strana della telecamera, ma perché sto sperimentando nuove luci. Signor Gentile, la sto ascoltando con molto interesse ed attenzione. Secondo lei perché il signor De Laurentiis ha una visione così miope? E te la lego anche alla domanda di Francesco: come mai si è rifiutato di presentarsi sinora dinanzi ai suoi tifosi? Di solito si è sempre presentato. La prima perché quella è la sua, diciamo, cultura imprenditoriale. E attenzione, non lo sto né giudicando, non è un pregio né un difetto, è la sua. Ci sono quelli più garibaldini, quelli più prudenti, è la sua. Ecco perché il famoso ha detto: no, ma vuole vincere. Cretinate, cioè basta vedere la sua carriera cinematografica, che è un altro tipo di carriera. Cioè anche Cecchi Gori, che non è proprio questo mostro di raffinatezza, a un certo punto ha voluto vincere un Oscar. Lo zio è uno che falliva, cioè passava da
porcherie immonde, a gioielli, a solidi film. C'è uno che ha fatto Flash Gordon, carrozzone, ha fatto un film solidissimo che oggi è diventato un classico come I 3 giorni del Condor, però poi ci ha regalato pure Velluto Blu di Lynch. Quindi nelle sue corde passava dal flop di Dune a capire, cioè vai a vedere la carriera di Dino, poi voleva fare la cosa bigger than life, il vero nuovo King Kong, e fa il King Kong del 76 che sale sulle Torri Gemelle, non su Enterprise. Quindi bisogna vedere la carriera delle persone. Vai a vedere la carriera di De Laurentiis, quanti attori hanno vinto il David di Donatello, cioè lui non ha quell'interesse. Perché dice no, io a un certo punto comunque ha fatto tanti biglietti d'oro, adesso è arrivato Guido, uno sconosciuto, una sceneggiatura strappalacrime, commovente, all'Amour, no? Film straordinario di qualche anno fa sull'anzianità, basta, adesso voglio lasciare un segno, cioè voglio portare al David, all'Oscar, un grande vecchio come Tintignan, che pochi anni fa è scomparso, non ce l'ha nella sua... Perché pretendete che a 76 anni, 74 anni di colpo l'acquisisca nel calcio? È una forzatura, ecco perché io ho detto io ho degli anni di vantaggio sui colleghi e me la rido, non ce l'ha, ma non è né un difetto né un pregio, è la sua caratteristica umana e non lo potete, però su questo non lo potete criticare, lo dovete semplicemente seguire. È chiaro. Valentina ci ricorda, questa la possiamo dire Guido, io appena l'ho vista su Instagram l'ho copiata e te l'ho mandata e poi tu in differita te la sei goduta. I rumori, vedi? Un po' di rumori. L'immagine che Kat ha postato, Kat in versione DJ, ricordiamolo, stava dietro ai piatti ed indossava la maglietta del Napoli, la scritta Mertens, il 14, e c'era pure Ciro dietro col cappellino che si divertivano a una festa. È un ennesimo messaggio d'amore per la città. Siamo sicuri che sono del Belgio questi due? Allora, questa è una bellissima domanda. Sono bravo, rispondo a due contemporaneamente e aggiungo una cosa. È uscito un ennesimo articolo denigratorio su Mertens. Mio padre ha studiato a Napoli, mia madre ha studiato a Napoli, mio fratello ha studiato a Napoli, io ho studiato a Napoli. Evidentemente siamo 4 rincoglioniti, perché non ricordo che alla Federico II c'è la facoltà, il corso di laurea di napoletanità. Cioè Mertens è un campione ma non rappresenta la napoletanità, questo è il tono dell'articolo, quindi c'è un corso di laurea e quindi lui ne ha preso 18 un esame, non ha dato un esame eccetera, quindi non si è laureato in napoletanità. L'ennesima dimostrazione che noi dobbiamo rimettere al centro del nostro tifo non solo la passione, quella non mancherà mai, ma l'italiano, le parole. Allora, chi è che stabilisce? C'è un corso di laurea, c'è un protocollo, c'è un comitato tecnico scientifico, ci sono, non so, qualcosa che dice, per essere patente di napoletanità, questo. Ma tu devi essere nato. Ci sono i camorristi che sono nati a Napoli, per quanto mi riguarda non rappresentano la napoletanità. Quindi non è così. De Crescenzo diceva che c'è uno spicchio di Napoli in tutto il mondo. Quindi loro sono nati in Belgio, si sono sposati con abiti tipici simpaticissimi, se andate a vedere foto di matrimonio, lui con le bretelline, col capello, insomma, non nel James Bond. Però a un certo punto sono stati contaminati e si sono sposati come valori, perché Napoli è contaminazione, quindi questo è l'errore di questo articolo, non rappresenta la napoletana, lui rappresenta perfettamente lo spirito di contaminazione della città di Napoli, che è contaminazione, che è fusione, come ci ha insegnato Pino Daniele attraverso la musica, come ci ha insegnato tanti grandi, cioè Napoli è contaminazione e non avversione. Infatti non è mai stata una città che è andata a dominare le altre città, ma ha colto, si è fatta dominare. Cioè, quindi storicamente nel DNA Napoli è questa. Quindi storicamente non poteva non accadere che questa famiglia fosse contaminata e contaminasse con i loro valori. È perfettamente il simbolo della... diciamo, ho aggiunto questa cosa, ti ho risposto di nuovo l'italiano, perché poi noi ci dobbiamo bere tutto. L'altra precedente a questa di Mertens qual era? Le sto prendendo un pochino tutte, ma era no, ma era questa, era scusa, mi sono ricordato perché De Laurentiis non è andato
Sì. Mi sono ricordato subito il tema per non prendere i fischi, perché la patata è bollente, non tanto le partenze di Koulibaly, Mertens eccetera, ma di nuovo la modalità di queste partenze, perché uno poteva appunto concedere la conferenza stampa, poteva non esasperare gli anni, poteva evitare il vil denaro, poteva non esserci, sono 2 anni, Ciro il vecchio, 2 anni che parli di un'altra squadra, ecco, vedi i giocatori che non hanno bisogno di mettere il nome e il figlio, ma che c'entra? Perché io, collega, ti chiedo come si chiamano i tuoi figli. Noi questo siamo arrivati nel tifo a Napoli, ragazzi, questo siamo arrivati. Attenzione, Che cosa c'entrava? Come l'ossessione di Gattuso, perde l'Italia mondiale, non è c'è Gattuso, e bisognava parlare male di Gattuso. E adesso stanno uscendo fuori le verità, perché Gattuso dopo 2 anni di silenzio, la famosa napoletanetà, perché Mertens capire, però napoletanetà, vedete dov'è la napoletanetà di un ragazzo che ha perso la sorella giovane di una malattia incurabile e subito dopo si ammala? Dov'è la nostra napoletanetà lì? Noi, città dell'accoglienza. E i miei colleghi, i tifosi del Napoli contro potevi dire Gattuso in questo momento sta perdendo la Tramontana, non riesce a mettere tatticamente la sua, invece un accanimento con sempre la presa è scarso. E io mi sono vergognato da Collina, te lo devo dire, non te l'ho mai detto, però te lo dico. Allora, questa nuova stagione, che sarà una stagione difficile, vi preannuncio, ecco, nel canale di Valerio rimettiamo l'italiano al centro del tifo. Rimettiamo il senso delle parole al centro, vedrete che sarete più felici, meno portati sulla giacchetta da quelli che insultano e meno malumore, perché importa, noi stiamo perdendo il senso delle parole e non ci soffermiamo a volte sulla gravità di certi comportamenti. De Laurentiis non ha paura di andarsi a prendere i fischi, ma è vittima di se stesso, di un suo comportamento, perché se avesse concesso il giusto tributo, un saluto reciproco, ha detto non ci siamo, cioè noi abbiamo delle esigenze di bilancio, triste, e comunque triste non è rimasto per esigenze di minutaggio, non può venire a fare lo scendiletto della panchina, perché Francesco Totti ce l'ha insegnato in un'intervista dell'anno scorso, perché Totti non ha studiato Dante a memoria, un ragazzo molto intelligente, e disse, tra l'altro riferendosi anche a Ibrahimovic, non solo quanto non soffriva stare in panchina, era difficile questo comportamento, di quanto è difficile alla mia età entrare in forma, e meno minuti mi dava Spalletti, era più difficile entrare in forma e più quei pochi minuti giochi nervoso. Francesco Totti, grande giocatore italiano degli ultimi 25 anni, non Guido e non Valerio, perché Guido, Valerio, Paolo Del Genio, Carello, tutti insieme non facciamo il gol di Mertens alla Lazio, quindi possiamo essere bravi o presuntuosi o scarsi, nel caso mio scarsissimi quanti volete, ma tutti insieme, ragazzi, Ciro il vecchio, comunque, cari colleghi, non facciamo il gol che ha fatto, quale potrebbe dire, sì, infatti più di uno ne ha fatto la Lazio. Questo perché conta solo la maglia, sì, conta solo la maglia, sì, valla a fare quel gol alla Lazio. Nel frattempo io ringrazio Mario che sta rispondendo, immagino in coreano, ad un amico coreano che è venuto, quindi questa è la bellezza, vedi, si parla di contaminazione. Noi siamo integrazione e contaminazione e dobbiamo esserlo, perché quello era nel nostro DNA. E si è visto subito, no? Molti coreani, vedi, diventeranno fan napoletani in futuro, questa è la traduzione. Ed è troppo bello vedere la chat quando sono entrati i tifosi georgiani subito a dare il benvenuto. Noi siamo così, scusa, proprio storicamente. Doveva dire che tu ti saresti innamorato di un giocatore slovacco come Hamsik, no? Una nazione che non abbiamo mai frequentato, no? Le argentine, qualche brasiliano, no? Altafini, Careca, eccetera. E invece abbiamo introdotto nuove nazioni, cioè, e va benissimo, no? Perché chiaramente il Pocio, però è questa che con questa analisi del tifo, a me, devo dire la verità, vi racconto un aneddoto che secondo me testimonia perfettamente quello che stiamo vivendo. Mio fratello mi chiede come promessa solenne, eravamo piccolini, che l'avrei accompagnato, gli avrei fatto vedere il prossimo film di Kubrick. Kubrick era ancora vivo, ancora non si parla di questo film. Io gli prometto, ovunque verrà proiettato il film di Kubrick, ti porterò. Si parla di questo tram novella, il romanzo Doppio Sogno in italiano,
e Kubrick realizza quello che poi in inglese si chiama Eyes Wide Shut, che è anche questa non lo puoi tradurre letteralmente, perché teoricamente dovrebbe essere occhi completamente aperti. La frase in inglese invece occhi completamente eyes wide open è la frase in inglese, invece il titolo è Eyes Wide Shut, quindi occhi completamente aperti, chiusi. È una metafora di chi vede non vuol vedere un film sulla massoneria. Fortunatamente lo fanno alla Mostra del Cinema di Venezia, noi andavamo tutti gli anni, ci vediamo il film in sala grande, io ero vicino a Massimo Moratti e lì lo conobbi per la prima volta, ce lo rivediamo alla Palalido, perché appena finito il film ci guardiamo negli occhi, manco ci parliamo, ce lo dobbiamo andare a rivedere. Enrico Ghezzi, la più grande mente geniale del cinema come critica cinematografica degli ultimi 30 anni per distacco, un pozzo di scienza incredibile, dal Lido di Venezia, telefona a se stesso, fa fuori orario, è la quinta volta che vedo Eyes Wide Shut, perché c'è un film meraviglioso, Testa Morta. Un mio collega di una rivista del Nord che non cito mette a Kubrick 0. Film che lui ha finito, probabilmente avrebbe rimato, perché Kubrick morì a luglio, il film è stato presentato 30 di agosto, quindi postumo. Ecco, uno che mette 0 a Kubrick, cioè puoi dire è un film imperfetto, probabilmente il maestro avrebbe messo mano alla scena del ballo, è troppo lungo, 0 a Kubrick, è uno che si vuole fare pubblicità, i 5 minuti, manco i 14-15 minuti di comicità. Allora, se io, e non lo faccio perché sono un gentulome, galanteria, adesso vi dicessi il nome di questo collega, nessuno di voi lo conosce. Sono sicuramente Kubrick si studierà negli anni e continua a fornirci elementi sempre più interessanti. Ecco, queste persone che insultano questi grandi campioni e tutti noi messi insieme non abbiamo fatto un solo gol con la Lazio a me, mi ricordano questi personaggi che poi si citano loro stessi, no? L'articolo come ha detto lì, ed è tutto molto triste e stucchevole, perché poi noi, per quanto possiamo, e non io che sono scarsissimo, bravi come giornalisti, non abbiamo fatto il gol di Mertens. Quindi loro saranno sempre più bravi di noi, e sono più bravi di noi perché loro sono quelli che ci danno quelle emozioni, nel bene e nel male, il gol, il rigore sbagliato di Baggio, grandissimo campione, uomo, dire, ne ha fatti tanti di gol, e lui dice, ancora me lo sogno l'anno. Nel bene anche Marona ha sbagliato il rigore, sì, anche Maradona ha sbagliato il rigore, e le frasi comuni. Però tutta questa situazione, caro Valerio, scusa questa lungaggine, però volevo ridarvi questa emozione di Eyes Wide Shut del 1999, una vita fa. Ma io già ci andavo da anni, pure se ero un guaglioncello. No, mi sento vecchio io, perché mi sembra ieri che... Quindi voi ricordate, c'è chi ha messo 0 a Kubrick e abbiamo, diciamo, siamo andati avanti, anzi col sorriso, perché sono uscite nuove interpretazioni là, e c'è chi fonde questi giocatori. Ma queste persone non verranno ricordati da nessuno, questi 5 minuti di loro stessi che si autoalimentano e finiscono lì, e questi grandi giganti, chi più, chi meno, Kubrick è uno dei più grandi pensatori del Novecento, no? Come regista, comunque per qualche decine di anni ancora, io non voglio dire all'infinito perché poi non sappiamo quello che ci regalerà l'avvenire, però qualcosina, no? Sempre perché conta solo la maglia, no? Conta. Allora non è che Kubrick è uguale a Neri Parenti che fa i film, conta solo la pellicola, ma non scherziamo. Allora Guido, io ti voglio ringraziare, sono io che devo scappare, tu sei stato come al solito gentilissimo, disponibilissimo. Prendo e rispondo all'ultimo messaggio, Frank Lipp, che ci segue da una vita, mi ricordo il tuo nome, mi ricordo lo stemma del Napoli, conta solo lo stemma. Ciao Valerio, sono 18 anni che il Napoli fa pagare le amichevoli e tante altre cose, e ogni volta stanno sempre i lamenti di Sant'Antonio e basta. E Guido, io qua rispondo io e poi ti lascio la parola finale. Appunto, Frank, io mi rendo conto che c'è in questo momento Guido, c'è questa contrapposizione di quelli che non sopportano più le critiche e quindi attaccano chi critica. Però io dico, se noi che siamo, io mi metto tra quelli che non mi piace che il Napoli fa pagare da 18 anni, può cambiare, non cambia. Se io lo dico una volta in più,
è perché vorrei che la cosa si risolvesse, si andasse a migliorare. Se ci sta questa divisione, si può mai dire, senti, il tetto è rotto, sono 18 anni che il tetto è rotto, e basta lamentarsi, ma intanto piove, posso ricordare che il tetto è rotto oppure no? Faccio un regalo a tutte le amiche e gli amici della community, questa cosa non è preparata, come nessuna cosa, con tranne tutte le mie statistiche, cose, quelle sì me le preparo perché volevo darvi i numeri esatti. Ed è veramente casuale, è bellissima, eccetera, perché chiaramente non sono d'accordo manco con le virgole di questo messaggio, quindi quando sono d'accordo non è che è piaggeria. Per puro caso, siccome io sono un curiosone della vita e non dei fatti degli altri, no? Per quello c'ha le corna, quello non me ne frega niente, però voglio conoscere, quindi conoscere come si allena, come devo conoscere il cibo, come il nuovo sistema di conosce. Conobbi uno dei manager della città, indovinate che, di New York, che fattura come uno stato, una cosa di... E fece una lezione meravigliosa di altissimo profilo e imparai tantissime cose, non tanto della New York, che Valerio conoscerà molto meglio di noi, vivendoci, ma di quella, perché poi continua a essere l'ombelico del mondo, di quella che è l'organizzazione di una città come New York, che molti anni fa, no, loro previdero New York 2000, New York, sono New York 2050, coinvolsero tutte le forze intellettive sane, strategiche della città, private, pubbliche, associazionistiche, per vedere quella che per la città di New York, ovviamente i rappresentanti di queste città, erano le priorità. A questo punto ho detto la priorità è la priorità per i prossimi 20 anni, quindi qualunque sindaco, a prescindere dalla linea politica, Giuliani, cose, cioè, e ci sono sfumature, però aveva ben presente che quelle che erano le priorità del futuro, dell'avvenire della città erano quelle e cercare di realizzarle. E questa è stata l'organizzazione e già c'è la New York 2050, lui ci insegnò. Ha detto quello che voi non fate in Italia. Cosa c'entra con questo? Ha detto una stupidaggine l'amico, perché a un certo punto la società, a prescindere dalla programmazione, il migliore dei mongi, oggi ho veramente citato un po' troppo, cinema, musica, filosofia, cioè, si annoieranno le persone, vogliono solo il calcio, e Mario Rui, il terzino sinistro, e questo. Però a un certo punto, se ci sono dei punti dolenti, dici, vabbè, lo stadio non lo possiamo fare, cioè, le priorità della società sportiva, no, e tu ti senti delle priorità, questo non lo posso fare, di queste 10 una la faccio. Cose come siamo che danno proprio fastidio ai tifosi, no? Danno sui denti, per dire. Ecco, questa qui, per dire Valerio, è una cosa che ha dato sempre fastidio ai tifosi, e sono 18 anni che dai fastidio, e non è mai piaciuta a nessuno, è presente sempre proprio. Allora, e tu hai detto una cosa intelligentissima prima, io voglio vedere poi quanta è la ricaduta sul fatturato, sarà proprio risibile. E qua ti faccio un regalo, Valerio, perché io me l'avevo preparato in contrapposizione di tutte quelle persone che fanno qualunquismo. Ecco, ti faccio un regalo a te, grandissimo. Ti mando il bilancio ufficiale, che questo cretino si è studiato, 67 pagine, del calcio Napoli. Dai. Perché quando sento i colleghi, la società sana, così là, ma ve lo siete studiato? Lo avete letto? Lo avete capito? Se fosse un minuto a pagina sarebbero 67 minuti. E dubito, perché devi conoscere cose Terminologie tecniche. No, proprio come si legge un bilancio, quindi là. Poi l'hai studiato in confronto all'anno precedente, cioè quali sono le variazioni di andamenti, quali sono, perché, e chiudo, vedi la domanda ci ha permesso, abbiamo sforato Valerio se deve andare, dobbiamo finire con questo qualunquismo, è una società sana, paga gli stipendi, siamo contentissimi, orgogliosi di questa onestà, trasparenza, contentissimi, però mettiamo il caso, e vi saluto, che guidi un amministratore di condominio e paga tutte le bollette alla luce, la ditta di pulizie, come il Napoli, al 1 settembre, e Valerio è un amministratore e paga, qualcuno ogni tanto deve rincorrere. Poi a un certo punto Valerio va in assemblea, signori, 10 anni fa, si paventa un'idea di tornare al centralizzato, si paventa che forse potrebbe lo Stato fare incentivi, facciamo uno sforzo e mettiamo i pannelli solari, e già la bolletta è cara, votano in assemblea e mettono i pannelli solari. Per alcuni anni il povero Valerio è costretto come amministratore a avere una bolletta più alta nei condomini, cioè.
Oggi ci troviamo che noi stiamo con la bolletta più alta, paghiamo sempre ogni mese con buon Guido, perché paga ogni mese tutti i fornitori, l'ascensore, la ditta, come si chiama? E Valerio invece stasera sta in pizzeria, anzi al ristorante col margherita, eccetera, perché l'acqua calda, la luce delle scale adesso sono autosufficienti, quel sacrificio fatto dei pannelli solari. Non è importante, e siamo orgogliosi, va benissimo, una gestione onesta e sana del fatto che Napoli paga, ma è importante anche vedere non la capacità di indebitamento, la capacità di finanziarsi e fare attraverso ovviamente l'indebitamento investimenti per il futuro. Ecco perché ti mando il bilancio. Lì è il problema, il bubbone del Napoli. Infatti troverai addirittura 0. Infatti non ha debiti. Il fatto che non li hai e paghi al mese, però significa che tu non stai investendo. E un'azienda, che sia un'azienda diplomatici, di una gelateria, comunque non è un reato, fa ricorso alla leva finanziaria, permettete, qua parla l'economista che me, perché mi sdoppiano. Ovviamente tu devi essere bravo perché si studia, ci sono dei calcoli, ci sono anche delle esposizioni, delle garanzie, che dicono non è che io ho una società di gelato in piazza piccola e chiedo 8 miliardi di euro, no, perché non li potrò mai restituire. Però finiamole con queste banalità, di nuovo il centro della nostra discussione deve essere l'italiano, perché è un po' più complessa la questione, altrimenti non ci saremmo trovati con i vuoti, diciamo, che ci siamo trovati. Ora te lo mando privatamente, quanto da tempo, pagina per pagina, e noi siamo qui per alzare il livello, niente nuovo. Buonanotte a tutti e mi scuso per le lungaggini, in particolare per te Valerio, perché ti ho fatto fare tardi. Saluto a tutti, non l'ho fatto prima, permettimi di salutare stasera i pescatori di telline. Perché non c'è... Bravo, manteniamo queste tradizioni perché non c'era il tempo. Un abbraccio a Guido Gentile, grazie mille. Allora, ragazzi, io vi devo confessare che non c'ho la sigla, non l'ho ancora preparata, quindi non posso lanciare la sigla, vi devo salutare così a baci, potrei rimettere l'intro, ma quello è il countdown, no? Questo qua è il countdown e non va bene perché abbiamo deciso che dobbiamo fare il count up. Vedete come si incastrano tutte le cose senza prepararci niente. Vi voglio bene, siete stati straordinari, potete lasciare dei like finali, chi se lo sta vedendo dopo. Vi assicuro che faremo altre live, mi devo organizzare quindi mo è il momento proprio. 10 baci ma servono 10 like, li chiede Marat, ed è una cosa straordinaria che li chiede Marat, perché Polli 10 baci, datemi 10 baci, grazie a tutti. I like finali, la buonanotte, lagga la intro, ma quanto questo devo vedere, forse l'ho fatta tipo in 4K, non lo so, 8K, vediamo, aggiusterò e grazie per avermelo segnalato, buonanotte a tutti, forza Napoli sempre migliorare, su 18. Frank, io capisco che tu non ce la fai più a sentire le critiche, è un anno, fatela gratis e non critichiamo più, è semplice. Vi bacio, Maurizio, Flavio, Marat, -1, ma ci siamo. Andrea, tu scrivimi in privato, sono arrivati 10 baci, Diego, Nicola, un like, 650 boom, 650